Aspettiamo ancora qualche secondo, poi le luci si chiuderanno e rimarrà solo questa luce per dare possibilità alla gente di vedere bene lo schermo. Io, come in una specie di dashboard, non so come si chiama in italiano, di plancia in qualche modo, come si dice, spaziale, seguirò le slide che sono in proiezione. Poi siamo avanti tutti quanti in questo senso. Quindi ricordate siamo tutti benissimo. Prima di cominciare ricordo a tutti anche la cucina che arrivano che a Venezia sabato alle 15 all'hotel Amadeus, che è vicinissimo alla stazione di Venezia, la stazione di Santa Lucia, ci sarà il workshop aperto al pubblico faremo le fasi e saremo nella terza fase, che è quella di consultazione delle associazioni civili di categoria e della consultazione online dei cittadini che dicono questa sera che il sito è già pronto. Quindi appena noi avremo le risposte delle associazioni faremo un'analisi del pattern, costruiremo delle domande che metteremo in rete a disposizione di tutti i cittadini. C'è ancora posto qua davanti, là in fondo, venite pure, non preoccupatevi. Il libro bianco consiste di 5 fasi, stiamo finendo la seconda fase di identificazione delle fonti. Stasera abbiamo tra l'altro anche molti direttore di capitolo fra di noi e la terza fase, quindi che comincia sabato, in realtà noi la cominciamo questa sera, riguarderà la consultazione popolare dei cittadini. Parte di questa fase, che è in parallelo, è la cosiddetta fase dei dibattiti territoriali. Durante i dibattiti territoriali noi praticamente organizziamo delle serate come questa per tema. Stasera si parlerà di esteri, perché partiamo dal capitolo degli esteri di cui io sono direttore, ma ci saranno serate sulla sanità, sul lavoro, sulle pensioni, sull'economia, sulle finanze, sulla cultura, lo spettacolo, un po' tutti i capitoli dei progetti diversi, dove ci saranno delle relazioni di solito brevi seguite da un dibattito, perché a noi interessa soprattutto la vostra opinione. Quindi anche in questo, se introduciamo uno stile di dibattito abbastanza diverso probabilmente da quello in cui siete abituati. Adesso io parlerò per massimo 20 minuti sull'Unione Europea. Io sono Giovanni Della Valle, vivo in Inghilterra da 22 anni, sono naturalizzato là, ho passaporto britannico, sono veneto, sono nato a Bassano, molto distante da qua. 50 anni fa sono medico psichiatra, sono laureato prima a Padova, dopo specializzato a Londra. Mi occupo adesso di tossicodipendenze a part-time. Faccio part-time perché il resto del tempo lo dedico quasi 10 ore al giorno ormai a lavorare per il Veneto, per la Repubblica. Sono funzionario della Repubblica Veneto. Bene. Noi seguiamo già come indipendenti, perché in marzo c'è stato un referendum e un sacco di gente, più di 2 milioni, ha votato sì all'indipendenza. Ci sono adesso degli osservatori internazionali che stanno ancora dando le schede, probabilmente finiranno in settembre, dopodiché noi, specialmente noi del esteri, approcceremo i vari governi per avere un riconoscimento dell'autodeterminazione di questo popolo, quindi dovremo trovarci sicuramente in una condizione simile
Kosovo, simile a quella che è stata l'ultimo est, Sudan, eccetera. C'è una roadmap diplomatica ben precisa che abbiamo utilizzato a metà giù, stiamo discutendo adesso con quasi 59 ambasciatori che abbiamo in tutto il mondo, abbiamo voci, consoli, ambasciatori in tutto il mondo, della seconda della grandezza delle nazioni, poi in Brasile ci sono 5 perché ovviamente il Brasile è uno dei più grandi e ha una popolazione di 22 milioni e mezzo di persone. Alla mia, quindi io sono il direttore del capitolo degli esteri questa sera, va bene? Non sono come responsabile del team diplomatico internazionale, che è l'altro progetto. Stasera sono qui come direttore del capitolo degli esteri del libro bianco dei Veneti. Alla mia, di solito dovrei cominciare a destra, ma alla mia sinistra, in ordine cronologico, c'è il dottor Giovanni Pagotto, non dottore. Giovanni si sta laureando all'Università di Aalborg in Danimarca, in European Studies, studi europei, ha mandato da Teresa Domenica. Nonostante questo è venuto giù dalla Danimarca apposta per darci la sua relazione sul Trattato di Lisbona. Io mi fermerò a Maastricht, lui riparte da Lisbona, va bene, sono i trattati più importanti, speriamo di riuscire a far capire questa sera. All'estrema sinistra della plancia spaziale c'è Sabrina Fattori. È una ragazza fantastica che è laureata in economia e commercio ed è parte della nostra squadra e ha un'enorme esperienza nei flussi doganali e nelle materie di import ed export con l'estero, non solo con l'Europa Unita ma anche con l'Africa, se non sbaglio, se ricordo bene. Ora, alla mia destra, subito alla mia destra, c'è Alessio Ziglio. Alessio è il consulente diplomatico della Repubblica Veneta per la Repubblica di Abkhazia, che è una delle repubbliche che si trova nel sud della Georgia, in seguito ad alcuni conflitti. La Georgia si è divisa in 3 parti, la Georgia, poi a sud l'Abkhazia e a sud-est, mi pare, l'Ossetia a nord, l'Ossetia del nord, l'Ossetia del sud. È freschissimo del colpo di Stato, non è che ha fatto lui, va bene? È stato la nostra Repubblica, io che rappresento la Repubblica a Londra, è stato il primo a essere informato di quello che è stato successo in Abkhazia, quindi già questa vi dà l'idea, no, di come questi nostri diplomatici sono già in giro per il mondo una volta e sono i primi a sapere le cose, no? E mi fa Giovanni, mi dice che c'è stato un colpo di Stato, purtroppo l'Abkhazia, che era già pronta a riconoscere la Repubblica Veneta, bisogna vedere cosa fare il nuovo governo. E allora subito arrivava il nuovo governo sulla parte della Russia, oppure contro, no, stavolta sulla parte della Russia. Lo tirate via. Alessio ci farà una breve relazione sulla Unione Economica Euroasiatica, che è una cosa importantissima che adesso sta sorgendo da quelle parti, che comprende la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia, per darci un'idea di come l'equilibrio geoeconomico si sta spostando sempre di più verso la Russia e la Cina. È una grande preoccupazione per l'Europa Unita, per i burocrati di Bruxelles, forse di più, non l'Ucraina stessa. A volte sospetto che l'Ucraina sia un po' una scusa per nascondere le cose in questi momenti. Alla nostra estrema destra c'è il dottor Alessandro Tasca. Alessandro Tasca è sempre parte della nostra squadra degli esteri, dei ragazzi che ho, e si occupa di diritto doganale, quindi un espertissimo delle dogane, di tutti i flussi delle dogane per terra, per aria, per suolo. Non ricordo, va bene, le operazioni, le cose di 60 anni fa. Allora,
comincio io a parlarvi dell'Unione Europea. Quindi io seguo le immagini che ho sul mio computer e se ci sono problemi ditemelo. Mi sentite bene da in fondo? Bene, la sala è piena, quindi possiamo cominciare? Allora, per cominciare io vorrei chiedere a quanti di voi sanno veramente che cosa succede a Bruxelles? Alzano le mani, anche se non io. Vedete bene là? C'è qualcuno che conosce bene i meccanismi di funzionamento dell'Unione Europea, delle strutture governative dell'Unione Europea? Nessuno. E poi si meravigliano se la gente non va a votare. Io stesso ho scoperto tantissime cose che non sapevo leggendomi vari trattati nei giorni scorsi per preparare questa relazione e mi sono reso conto che effettivamente noi abbiamo gente che comanda sopra le nostre teste senza sapere né chi sono, né cosa fanno, né come sono pagati né che tipo di decisioni che prendono sopra le nostre teste. Però le prendono perché tutti alla fine ne subiamo i governi di queste decisioni. Ci sono 7 istituzioni dell'Unione Europea, che sono il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, che si assomigliano come nomi, infatti leggevo recentemente un articolo che sono in postini a Bruxelles che stanno impazzendo. C'è una Commissione Europea, una Banca Centrale Europea, una Corte di Giustizia e una Corte dei Revisori dei Conti. Bene? Sono 7. Vedete un pochino quella bella romana che sta dietro? Quell'orribile uomo si chiama Herman Van Rompuy. Okay? Già il nome fa un po' spavento. Allora, questo qui è il Presidente del Consiglio Europeo e sta in carica per 2 anni e mezzo. Il Consiglio Europeo non ha potere legislativo. Il Consiglio Europeo è composto da tutti i capi di Stato dei Paesi membri, quindi sono 28, del Presidente della Commissione Europea, del Presidente del Consiglio d'Europa, dall'incaricato speciale che è quello che si occupa della politica estera e della sicurezza. Il Consiglio si occupa delle direttive e delle priorità delle politiche della UE e interviene in situazioni delicate che non sono state risolte a livello gerarchico. Viene convocato un paio di volte ogni 6 mesi, ma può essere convocato anche più volte in emergenze straordinarie. Il Consiglio Europeo si trova a Bruxelles. Mi ricorda vagamente nell'organizzazione della nostra Serenissima anticamente il Consiglio dei 10, che era quello che non aveva il potere di fare leggi, ma era quello di dare consigli e di occuparsi di casi molto delicati. Quindi un lavoro più spesso di spin doctor, come si direbbe oggi, o di intelligence anche se volete, però di fatto è un ministro pensante che stanno dietro al governo. Invece il Consiglio d'Europa ha potere legislativo, quindi può fare le leggi e coordina le politiche economiche degli Stati membri, approva il budget, poi fa gli accordi fra l'Europa Unita e gli altri Stati, sviluppa le politiche estere di difesa, coordina la cooperazione tra corti e forze di polizia degli Stati membri e va a rotazione di 6 mesi. Al momento c'è la Grecia che finisce questo mese proprio e in luglio comincia, indovinate chi? L'Italia. E anche qui finisce a dicembre, per fortuna dura solo 6 mesi. E la sede è anche qui a Bruxelles. Ecco, questo qui ha un potere quindi legislativo, questo qui vagamente mi ricordo un po' di no Consiglio, ma non ancora il Parlamento. I votanti sono 352, quindi sono 352 voti. Per avere la maggioranza bisogna che ci siano almeno 15 paesi e che rappresentino il 65% della popolazione. Questo è stato cambiato quest'anno, come riconfermerà Giovanni, si chiama la regola della doppia maggioranza. Non basta più avere la maggioranza di paesi che compongono l'Unione Europea, bisogna anche che questi paesi rappresentino almeno il 65% della popolazione
popolazione europea. Questo sospetto, per evitare quello che probabilmente è successo in passato sulle nostre teste, che piccoli paesi magari si mettessero tutti quanti insieme, ma che contassero meno dal punto di vista della rappresentanza economica reale in Europa e facessero leggi a sfavore degli altri e viceversa. La Germania e la Francia, scusatemi, la Francia è tutto minuscolo, qualche strano motivo inconscio, la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito hanno 29 voti, quindi in realtà zero ripiego Malta qui. Perché se tutti che cercare di convincere che Malta conta voti a voce, però ovviamente Malta ha una popolazione molto piccola. Quindi questi sono i 4 paesi di sostanza più forti, poi c'è la Spagna e la Polonia invece hanno 27 voti e poi va a seconda della popolazione. Chi sia sto qua con questa faccia da bulldog, da pampano che sta da Dio di parole? Si chiama? José Manuel Barroso. José Manuel Gracia e meta basta, va bene? Questo qua è in carica ormai dal 2004. Se tutto va bene, il signore ce lo toglie da quelli là verso adesso mi sembra di aver capito, poi quindi bye bye Barroso. Allora, Barroso ha il potere legislativo e propone le nuove leggi al Parlamento e al Consiglio d'Europa, quindi un potere ancora più forte questo esecutivo, diciamo. Gestisce il budget, quindi altri lo approvano, questo lo gestisce, quindi un po' diverso. Fa rispettare le leggi dell'Unione Europea assieme alla Corte di Giustizia e rappresenta l'Unione Europea a livello internazionale. Per esempio, quando occorre negoziare gli accordi dell'Unione Europea da altri paesi del mondo, quindi si deve parlare con Obama, si deve parlare con Roma, si deve parlare con altri. Ci sono 28 commissari, uno per ogni paese, di cui uno è presidente ed è in carica per 5 anni, va bene? Il presidente è nominato dal Consiglio europeo, quello che abbiamo detto prima, e i Van ed ha sede a Bruxelles. Sulla Corte di Giustizia vado veloce, ha sede a Lussemburgo, invece questa, ed è uno degli organi istituzionali più importanti dell'Unione Europea, però vabbè, vado veloce, 28 giudici, 9 avvocati generali e non mi soffermo troppo. Questa è importante, la Banca Centrale d'Europa, vi ricordo che ha sede a Francoforte, alla Eurotower, che vedete qui dietro nella slide. Chi è il presidente della Banca Centrale d'Europa? Allora, gli scopi sono 2 in sostanza della Banca Centrale, ci sono un sacco di leggende di miti intorno a questa banca. In realtà le cose sono un pochino più semplici, ha 2 scopi: uno, mantenere i prezzi stabili, quello sempre, che è una delle prime cose dei principi di Maastricht, e l'altro di mantenere il sistema finanziario stabile, anche quello in relazione alla fine dei principi di Maastricht, dei trattati di Maastricht. Lavora con le banche centrali dei 28 paesi, attenzione, non è vero necessariamente che detta legge alle banche centrali dei vari paesi d'Europa, può solamente dare indicazioni su cosa devono fare, quindi c'è dal punto di vista anche così giuridico alla fine sempre l'ultima parola che spetta alla banca centrale, in questo caso sarebbe l'Italia. E quando mi dicono ce lo chiede l'Europa, non è vero, sì, ce lo chiede l'Europa, ma possiamo anche dire di no, tante volte se vogliamo. Le competenze sono, vabbè, tassi di interesse, lo sappiamo, il controllo delle riserve monetarie sulla banca. Questo è importante perché la Banca Centrale d'Europa ha un'enorme riserva di monete estere, di divise estere, va bene? Se succede qualcosa di drammatico per la stabilità dei sistemi finanziari in Europa, vende parte di queste riserve e arriva in soccorso. Però non può stampare moneta, può solamente vendere parte di quello che ha già. Se ha già venduto, sono problemi, va bene? Monitora che i mercati finanziari e le istituzioni siano adeguatamente supervisionati dalle autorità nazionali, quindi un sistema che è una funzione di monitoraggio. Autorizza le banche centrali dei paesi membri a stampare banconote di euro, non le fa lei, autorizza i paesi a farlo, e monitora l'andamento dei prezzi
e il rischio che pongono la stabilità, per esempio quello che ogni tanto sui giornali adesso Draghi ha detto che i prezzi ha sede a Francoforte. E qua è il Parlamento europeo, che ho fatto in rosso perché sennò non batterebbe. Allora, 751 seggi, e adesso a voi vi sembra di pensare a sta marea di seggi che adesso sono nelle mani di Marine Le Pen, Front National, o che sono nelle mani di Nigel Farage, UK Independent Party, o addirittura nella grandiosa fantasia di Matteo Salvini Lega Nord. Tutte balle. Perché in realtà quello vale solo per la Francia, ecco l'Inghilterra, e magari un pochino anche per l'Italia. Siccome ci sono 28 paesi, perché sono quasi 500 milioni di persone rappresentati, in realtà la maggior parte dei seggi, cattiva notizia, resta saldamente nelle mani del Partito Popolare Europeo, che ne ha 28,5%, dei socialdemocratici, cioè centro-sinistra, che ne hanno 191, di cui la grossa proporzione probabilmente sono gli amici di Matteo Renzi, di liberali democratici che ne hanno 64, quindi l'8,2%, totale avete già il 62-63% della maggioranza del Parlamento europeo che è in favore dell'euro. Quindi se noi dobbiamo ascoltare questi signori qua, noi ci teniamo per molto tempo, va bene? E se andate a guardare la maggioranza degli euroscettici, la proporzione di euroscettici, assommando i conservatori che sono di destra, che hanno 6%, e quelli di sinistra euroscettici che hanno circa 6%, quelli del Front National che li hanno messi nel gruppo non appartenenti ad altri gruppi, perché non so, la festa indosso, non so come mai che sia dentro, che al 5%. La Lega Nord, che ha fatto tanto grande, che pare che spacca il mondo in Italia, era messa in un angolino con Europa, Libertà e Democrazia assieme alla UKIP, che invece ha preso la maggioranza dei voti in Inghilterra, in totale il 5%, quindi tutti insieme che usciti ci sono il 20%. Te vuoi aspettare che non a vedere? Vedete se trovate queste cose qua? E poi ci sono gli altri, l'M5 Stelle è andato a finire fra gli altri. Gli altri ce ne sono sia a destra che a sinistra, una cosa affascinante. Non si capisce bene chi sono, non vuoi fantasmi nel Parlamento, no? Quelli che non vuole stare in commissione, quindi Grillo l'ha messo lì, tiene a carrega da una parte. Come si fa a entrare nell'Europa unita? Allora, ci sono i criteri di ammissione, ovviamente, che si chiamano criteri di Copenaghen. Perché si chiamano criteri di Copenaghen? Qualcuno lo sa? Perché lo ha fatto durante il trattato di Copenaghen del 1993, che ha incorporato gran parte dei principi istituzionali di quello di Maastricht del 92, adesso gli altri che siamo già dentro, meglio. Quelli che siamo ancora fuori, chi vuole venire dentro, che sia soggetto alle nostre regole. E allora ha detto, sentite voi far parte dell'Unione Europea, perché dal 92 con altri si chiama non più Unità Europea ma Unione Europea, devi dimostrare di avere un'economia di mercato libero, una democrazia stabile, motivo per cui molti paesi dell'est sono impiegato tantissimo tempo per essere accettati, e tuttora c'è una fila di almeno 7-8 paesi che ancora non sono accettati, tra cui la Turchia. Accettazione della legislazione dell'Unione Europea, incluso l'euro, quindi già a quel tempo si metteva l'euro. Poi non significa che tu devi accettarlo necessariamente l'euro, ci sono delle nazioni che hanno optato per il non euro, però in principio lo devi accettare, poi ti mettono in una specie di stanzetta dove attendi, dopo si vede tanti criteri, eccetera, se dopo dovreste cambi idee, eccetera, eccetera. Poi vi spiegherò. E poi una cultura di legalità, già questo sarebbe sufficiente per buttare fuori l'Italia, probabilmente adesso. Invece ormai c'è dentro, è stato uno dei paesi fondatrici. La domanda si fa al Consiglio d'Europa. Chi è questa? È il simbolo un po' di Copenaghen, no? Io preferisco vedere comunque questa qua.
I capitoli di riferimento per accettazione, adesso qui ne ho citati alcuni, per esempio, adesso si legge un po' male per causa della luce della foto, però la libera circolazione e commercio delle merci, che se è il motivo per cui questi tutti i standard, la conformità, la CRET, la metrologia, il monitoraggio del mercato, questo lo spiega tutte quelle lamentele che vedete chiunque opera nel settore import-export del commercio legale internazionale con tutti questi regolamenti più che prima non deserta, o in generale non più semplici. La libera circolazione dei lavoratori uguali diritti e welfare, che significa che qualsiasi cittadino di qualsiasi di questi paesi membri dell'Unione Europea può lavorare in qualsiasi punto dell'Unione Europea, ma può anche usufruire degli stessi diritti alla pensione, ai sussidi di disoccupazione, alla sussistenza se vanno in malattia, per cui noi, appena cominciato Maastricht, appena è cominciato l'Unione Europea, abbiamo avuto un sacco di genialissimi, perché tanto italiani che proprio sbarcavano a Gatwick a Londra, la prima cosa che facevano era andare ad iscriversi all'ufficio di disoccupazione per cominciare a ricevere dei soldi. La gente non ne sa che cosa fa, noi le sappiamo, perché ovviamente veniamo da 90 anni, ho pazienti tossicodipendenti, proprio vicentini, che hanno vissuto da 30 anni ormai da quelle parti là, va bene, e non hanno mai lavorato in vita loro, sempre pagati dal governo inglese, cioè da noi. La libera circolazione dei lavoratori è da un detto, la libertà di aprire e stabilire servizi pubblici, va bene? Il movimento di capitali libero e la libertà di pubblici appalti. E qui è un bel discorso perché noi abbiamo metà del paese al sud che, come sapete, dove gli appalti, anche qua forse, sono non proprio gestiti nel modo più trasparente del mondo. Tecnicamente parlando dovrebbero essere gestiti in modo molto trasparente, con pubbliche gare, libere a tutti, e allora tutti quanti dovrebbero essere rispettati nella loro competizione. Mi sembra a caso per l'Italia? Se dovessimo rifarci adesso ai criteri di Copenaghen, probabilmente l'Italia sarebbe buttata fuori subito, perché c'è per esempio quello dei sistemi di informazione media, vi ricordo che noi siamo da lontano paese del mondo, mi sembra, libertà di stampa, ma qui parla più ai sistemi di standardizzazione delle comunicazioni, anche diciamo la tassazione. Questo è affascinante perché la tassazione, nel capitolo 16 di Copenaghen, dice che in Europa, per stare dentro l'Europa Unita, si dovrebbe avere un sistema di tasse talmente sicuro che l'evasione dovrebbe essere il meno possibile, i zeri saranno fuori. Ma non solo, ma anche garantire che ci sia un'armonia sociale, una certa prosperità e che quindi non sia un sistema di tasse eccessivo, va bene? Quindi se io penso alla ragione del bene del 70% di tassazione ormai a livello di piccole e medie imprese per una ragione o per l'altra, mi sembra fuori. Giustizia, libertà e sicurezza non ne parliamo, controllo finanziario, incluso l'utilizzo dei fondi non ne parliamo, sarebbe già fuori che c'è la mafia qui che si occupa di queste robe qua. La statistica è un discorso molto interessante perché in realtà devi dimostrare di avere degli uffici statistica con elevati standard di registrazione di dati, di distribuzione e informazione, quindi una cultura di accesso a tutta l'informazione che riguarda la statistica della regione, le camere di commercio, quello che si produce, l'import, l'export, tutti i fenomeni economici, sociali e culturali che fanno parte della vita di quella nazione, che vengono regolarmente monitorati. Pensate un po' alla CGA di Mestre, probabilmente uno dei nostri osservatori migliori. Grazie al cielo abbiamo la CGA di Mestre, per io, nonostante Russia, eccetera, possa essere criticato, però da un punto di vista di qualità dei dati è molto buona. La regione nostra non è affatto male, le camere di commercio non sono affatto male, quelli di sufficienza sono fra le migliori. E qui però dopo, appena vai fuori del vento, diciamo appena vai verso il sud, dopo l'Emilia o la Toscana, cominci a trovare una qualità di documentazione statistica sempre più povera, sempre più rarefatta. Dopo la gente deve affidare all'Istat, cioè il census, che però cosa fa? Quando è che fa il census le popolazioni superiori?
noi 15 anni, giusto? Quindi il cavallo che cresce. Mentre invece nel nord Europa c'è una cultura per la documentazione statistica che già cominciato ancora alla fine del 1800, insomma, c'è una facilità di accesso all'informazione molto più elevata che da noi. Non c'è questa cultura politica, c'è questa capacità di dover tenere i dati sotto banco perché allora sennò la gente non scopre cosa facciamo, eccetera, eccetera. Questa statistica è importantissima, la statistica significa trasparenza. Ogni buon politico dovrebbe essere in grado di fornire dati statistici sempre, anziché parlare di gossip o di stupidaggini personali. Questi sono i membri dell'Unione Europea nell'Eurozona. Potete dare un'occhiata a voi, oltre ai soldi che conosciamo, c'è anche Malta, Cipro, Grecia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Finlandia, mentre invece questi qua sono fuori dall'Eurozona. Il Regno Unito perché la Thatcher ha battuto i pugni sul tavolo per volta, no? Con agli inizi degli anni 90 il famoso no, che io mi sono venezuelano. Giustamente secondo la Thatcher, nonostante le critiche erano statista, quindi pensava bene al suo popolo, di destra e sinistra che fosse il suo popolo. Per quanto odiata, ha difeso a morte l'interesse della Banca d'Inghilterra, della sua nazione, quindi ha detto di no. E si vede che ha anche fatto un po' spavento, che dopo mi viene più domanda se deve fare o no. La Danimarca lo stesso, la Svezia anche, poi invece la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria sono ancora in una fase di limbo, ma pare che vi siano contenti. Questa è una foto della fine della seconda guerra mondiale che vi fa capire lo spirito con cui è nata l'Unione Europea come la chiamiamo oggi. Per me è difficile capire queste cose sono oggi nel 2014, specialmente per i più giovani di me. Per quelli già un po' meno giovani come me si ricordano la guerra fredda è molto più facile. E quelli ancora più anziani, più di 70-80 anni, si ricordano le enormi devastazioni, non solo in termini di perdite di vite umane, ma anche di devastazioni fisiche, bombardamenti, di sensibilità, di case, di palazzi, di città. Ricordano quanto traumatica sia stata quella cosa, e non solo perché in realtà la seconda guerra mondiale non è finita così, poi ci sono state vari, diciamo così, circoli collaterali di guerre civili che sono durate almeno per un paio di anni, no? Un pochino in tutta Europa, finché alla fine le cose sono assistate con le nuove costituzioni, più italiane al momento. Allora, alcuni signori come Robert Schuman, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, non ve ne dico tutti, l'altro italiano mi pare che fosse Piero Spinelli. Hanno deciso, adesso basta il ministro, abbastanza a costo zero, qui che succede una roba. E allora dobbiamo fare un'organizzazione, un organismo, meglio, tale per cui sarà impossibile, ma proprio impossibile nel futuro, che gli stati dell'Europa Unita si facciano guerra fra di loro come è successo durante la seconda guerra mondiale. Quindi quella era l'idea, l'idea è molto nobile, è molto bella. Allora ci sono 6 stati coordinatori, il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Germania e l'Italia, e stabilirono un consiglio d'Europa che si occupasse di pensare a come fare questa organizzazione, si chiama Consiglio d'Europa diverso da quello che c'è adesso, nel 1947. Nel 1951 si arriva al Trattato di Parigi, nasce la Comunità Europea per l'acciaio e il carbone. Perché per l'acciaio e il carbone? L'energia nasce nel 1957. Il carbone d'acciaio perché quello era il modo più facile per evitare che scoppiassero altre guerre, perché quelli sono i 2 elementi di cui avete bisogno per scatenare una guerra mondiale su quella scala. Nel 1957 nasce la Comunità Economica Europea, mi ricordo da giovane, si parla di CE, abbastanza quasi un giorno in sostanza, e la Comunità Economica per l'Energia Atomica. E allora sì, nel secondo primi in quegli anni erano terribilmente preoccupati per la possibilità non solo che scoppiasse una terza guerra
mondiale che era probabilissima, ma anche che fosse un tipo di guerra nucleare questa volta, no? Si sono fatti un sacco di film, di cinema, di letteratura, chi è abbastanza anziano si ricorda bene quegli anni di tensione continua. Nel 1 luglio del 1967 compare per la prima volta il nome Comunità Europea. Nel 73 entra la Danimarca, l'Irlanda, il Regno Unito, nel 79 ci sono le prime elezioni, me le ricordo, non tutti certissimi, nell'81 entra la Grecia e nessuno sapeva che cosa fosse, come adesso diventata. La maggior parte della gente non ha mai ben capito di cosa succedesse lassù. Nell'85 la Groenlandia ottiene la home rule, cioè una specie di autonomia dalla Danimarca, e dice bye bye, non abbiamo mica finito noi di stati dell'Europa Unita, va bene? Nell'86 entra la Spagna e Portogallo e qui nell'89 succede una cosa importantissima per la storia. Che cos'è? Cade il muro di Berlino. Questo è importantissimo da sapere, perché, lo spieghiamo tutti, ma è importantissimo venire qua questa sera, perché tutta la storia dell'Unione Europea fino allora è in realtà la storia dell'Europa occidentale. E come vedete anche nel trattato di Maastricht, la gran parte dei principi sono pensati per l'Europa occidentale, non per l'Europa dell'Est, dove vivevano popolazioni secondo tutt'altri standard, molto più povere, molto più inefficienti. Sono sempre i problemi dell'Europa dell'Est, ma non solo cose necessariamente negative. Però non era pensata per quel tipo di Europa, quindi un po' di risentimento che c'è ancora oggi da parte della Russia e di alcuni paesi dell'Est probabilmente risale a quell'epoca, perché loro continuano praticamente a pensarsi come Europa occidentale nonostante il crollo del muro di Berlino. Nel 90 si fa questo bellissimo esperimento, siccome che c'era negli anni 80 il neoliberismo dell'establishment di Ronald Reagan, no? I cosiddetti neoconservatori, ora adesso non ricordo più come si chiamava, il famoso economista che era il consigliere di Reagan, esatto, e lo stesso anche dell'establishment dell'attacco, eccetera, si è nella seconda o terza fase di liberalizzazione dei mercati, va bene? L'oro è stato sostituito dal dollaro, mi pare, come diciamo così, risorsa di riferimento per cambi valutari. In America è sempre più potente, dice adesso cominciamo a liberare questi mercati, no? Sfruttiamo, abbiamo questa possibilità di questo enorme mercato adesso in Europa dell'Est e vediamo di sfruttarlo. Liberano i mercati nel 90, cosa succede? C'è una famosa trinità, la chiamano la inconsistency trinity, qualcosa del genere. Tu non puoi liberare i mercati, cioè favorire la circolazione libera dei capitali e mantenere la tua moneta al tempo stesso, perché se fai così i cambi impazziscono, va bene? Cosa succede? Nel 92 il Regno Unito e l'Italia vanno fuori dalla SME, perché i tassi erano andati all'inflazione, eccetera, eccetera. Allora, anche in conseguenza di quello, Maastricht è sempre più convinto che ci vuole definitivamente una politica monetaria unitaria. Da lì un po' che nasce l'idea dell'Europa. Tu devi avere questa trinità, devi avere la libertà di circolazione dei capitali, perché se fai così i tassi di scambio fissi e un'unica moneta, e allora sì che riesci a mantenere una stabilità del sistema finanziario. Va bene? Allora nel 1994 nasce l'Istituto Europeo per l'Unione Monetaria, intanto entrano l'Austria, la Svezia, eccetera, intanto si fa il famoso trattato di Maastricht nel 1992, che sarebbe praticamente il trattato di Unione Europea. Allora stabiliscono il discorso dell'euro e la nascita della Banca Centrale Europea, che però comincerà a lavorare solamente nel 99, prima a livello virtuale con la circolazione di euro virtuali, poi diventeranno reali invece in gennaio 2019, come tutti ricordate i tralasci, i scandali.
Nel 99 si fa il Trattato di Amsterdam per assicurare una politica internazionale, una politica estera più sicura e decisa dell'Unione Europea. Come mai? Che cos'era successo negli anni 90? Cos'è successo negli anni 90, metà degli anni 90? Il muro? Ma la Jugoslavia, no? I genocidi della Jugoslavia, l'Europa è stata criticata molto spesso, io mi ricordo benissimo, gli anni, per il fatto che non riusciva mai in qualche modo a trovare degli accordi per fermare questi genocidi, tanto in Serbia, in Croazia, insomma, praticamente. E c'era questa specie di alto rappresentante che aveva pochissimi poteri. Questi qua vengono invece aumentati nel 99 con il trattato di Amsterdam, quindi finalmente dalla fine degli anni 90 si dava una politica estera un pochino più consistente di quello che aveva prima dopo l'orrore praticamente della guerra di Jugoslavia che poi sul trattato di Nizza parlerà velocemente Giovanni. Pagotto, nel 2004 entrano gli 10 stati dell'Europa dell'Est e quindi arriviamo a 25. Nel 2007 entra la Romania e la Bulgaria. Sul trattato di Lisbona parlerà Giovanni Pagotto. Ricordo che Maastricht fonda quindi l'Unione Europea per come la conosciamo oggi, segna una nuova tappa del processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile, più vicino possibile ai cittadini. Una atmosfera molto umanistica a quell'epoca. Ma questo è prima che arrivi il governo, il monopolio delle banche mondiali, per come l'avremo conosciuto dopo, perché vedete che il Lisbona è leggermente più severo e persecutorio dal punto di vista. Ci sono dei bellissimi articoli, adesso non ho tempo di leggerli, quindi adesso non li leggo, però per esempio, solo per citare, affermare, promuovere il progresso economico e sociale, un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, qui abbiamo fatto il rafforzamento della coesione economica e sociale, l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine la moneta unica comunitaria che rappresenta il trattato. Dopo c'è ancora conservare e sviluppare l'unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne. Abbiamo visto? L'asilo, l'immigrazione, abbiamo visto? La prevenzione della criminalità, la lotta contro quest'ultima, andiamo avanti, e dopo gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato e condizioni secondo il ritmo ivi fissati, eccetera, eccetera, e i principi di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la comunità europea. Quindi ho qualcuno l'ha letto tutte quelle robe che dobbiamo cambiare parole durante questi anni. Bellissimo l'articolo 17 sulla politica estera, molto bello l'articolo 29, però salto quello 17, l'articolo 29, fatte salve le competenze della comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri e nazioni in comune nel settore della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. E adesso vi faccio una domanda: come mai il razzismo e la xenofobia sono così importanti quando si vuole mettere assieme tanti stati e fondare in sostanza un organismo di queste proporzioni? Perché qua si parla ormai già immaginare prima di arrivare a 400-500 milioni di cittadini. Vi ricordate qual era il motivo per cui mercato anarchico? 1.
Ma vi ricordate i motivi per cui è stata fondata l'Unione Europea? Non fosse la guerra tra gli Stati europei. Quindi se tu non applichi una tolleranza zero a livello di xenofobia e di razzismo, tu apri la porta in sostanza a tensioni che possono facilmente escalare quando metti insieme popoli così diversi tra di loro in tempi così veloci. Quindi la possibilità che si ritorni a un scenario come quello degli anni 30 e degli 40, questo è quello che non volevano, quindi da là parte tutto politicamente corretto. C'è un motivo, non è che improvvisamente volessero togliersi qualsiasi motivo, diciamo così, di ostilità, di identità, eccetera. Ma la lotta alla xenofobia e al razzismo è indispensabile in qualsiasi buona costituzione moderna se volete mantenere l'unità del paese. Perché se come si è a pensare che ad esempio se passa guerra fra paese e paese, o come che fa i movimenti indipendentisti, è logico che non si fa niente, va bene? Invece, quando si pensa a uno Stato, bisogna cercare sempre di evitare queste cose. Sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, una cosa bellissima, vi invito a leggere quando avete tempo, e adesso lascio la parola a Giovanni Pagotto, che parlerà del Trattato di Lisbona. Sì, grazie, buonasera ancora, mi ha già presentato abbastanza, quindi non credo sia tanta gente nuova in sala. Sono Giovanni Pagotto, studente all'Università di Olmo in studi europei. Ecco, non pensate che il fatto che sia uno studente di studi europei non sia critico verso l'Unione Europea, perché è proprio questa la mia posizione. In particolare vedo l'Unione Europea come diciamo, un'organizzazione sui generis tra un polo di organizzazione internazionale e uno Stato federale, sovranazionale, che ha molti problemi di efficienza al momento. Sì, io completerò la panoramica che vi ha fatto Giovanni dalla Valle sul percorso dell'Unione Europea fino ad adesso, e farò un veloce excursus sul Trattato di Lisbona, che è cronologicamente l'ultimo che è stato approvato nel 2007, entrato in vigore nel 2009, ratificato da tutti gli Stati dopo che ha avuto un piccolo inceppo in Irlanda, perché l'Irlanda, come altri paesi, a differenza dell'Italia, ha deciso di sottoporre la sottoscrizione del Trattato di Lisbona a referendum costituzionale, e il primo tentativo è fallito, quindi nel 2009 per questo. Ho proprio poche slide per voi che evidenziano gli scopi e i contenuti principali del trattato, per poi procedere al dibattito abbastanza velocemente nelle altre relazioni. Dopo Maastricht, che è stato il pilastro dell'Unione Europea, che ha portato un po' il carattere sovranazionale dell'Unione, appunto l'ha fondata, ci sono stati, senza considerare il Trattato di Copenaghen, che ha aggiunto un po' di fattori, un po' di norme. Ecco, Amsterdam e Nizza sono comunque dei trattati importanti, ma è meglio non prenderli in esame adesso, perché sono essenzialmente improntati sulla questione dell'allargamento verso est, a preparare le istituzioni europee verso l'efficienza, perché attrarre tutti i paesi dell'est, oltre che avrebbe creato grossi problemi sia in Parlamento sia in sede di Consiglio come numero di voti, eccetera. Quindi bisogna concentrarsi su Lisbona, sia perché è il trattato che attualmente regola le istituzioni dell'Unione Europea, sia nelle relazioni interne, sia le relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati membri, sia in ultima analisi con i cittadini. C'è stato un tentativo, questo va sottolineato, prima di Lisbona,
di introdurre una Costituzione europea, un trattato unico che andava a sostituire i trattati precedenti e ecco, è stato firmato effettivamente da tutti gli Stati membri nel 2004, ma poi bloccato in fase di ratifica da Francia e Paesi Bassi, perché come vi dicevo alcuni paesi sottopongono il quesito al referendum costituzionale. Quindi dopo questo inceppo si è preferito procedere alla vecchia maniera con un trattato tradizionale, diciamo, che andasse a riprendere gli stessi argomenti, però modificandoli in modo da renderli accettabili per tutti gli Stati membri, anche quelli un po' più euroscettici, e effettivamente è andato in porto, come vi dicevo, nel 2009. Va a modificare il trattato precedente di Maastricht sull'Unione Europea e il trattato CE che già raggruppava tutte le comunità precedentemente istituite. Quindi si basa, è un trattato unico che include due sottotrattati, se così vogliamo chiamarli, trattato dell'Unione Europea che definisce un po' i principi fondanti dell'Unione Europea, le varie istituzioni, descrive il meccanismo fondamentale, e il trattato di funzionamento con tutte le norme che poi che potremmo così definire costituzionali dell'Unione Europea. Come vi dicevo, ecco proprio in breve gli scopi e i contenuti del trattato. Il Trattato di Lisbona rispetto Quindi l'ex Trattato di Lisbona praticamente sarà complessiva nell'Unione Europea, oppure prevede anche Maastricht? No, modifica, quindi è quello che regola l'Unione Europea. Sì. È effettivamente un trattato costituzionale, solo che per facilitare la sottoscrizione da parte degli Stati non l'hanno chiamato sostituzione, effettivamente è quello che come rango le norme dei trattati sono tra virgolette costituzionali, e dopo le altre le norme che vengono approvate in sede dell'Unione, regolamenti e direttive sono come le nostre leggi, quindi i trattati sono come la Costituzione in un certo senso. Posso anche continuare, ma preferivo che li avessero sotto gli altri. E qua cazzo il mito Vabbè, io vado avanti lo stesso, sì, no, preferivo che ce li avessi sotto gli occhi perché erano proprio messi lì bene in ordine. Comunque, praticamente il Trattato di Lisbona, anche viste le critiche che sono state mosse negli anni all'Unione Europea, punta innanzitutto a rendere l'Unione più democratica e trasparente, i processi di approvazione delle leggi e il funzionamento delle istituzioni. E quindi in seconda battuta anche a renderla più efficiente. I processi sono stati definiti molte volte macchinosi, lunghi e non efficaci sul destinatario finale, che sono i cittadini degli Stati membri. In più ha tentato di ribadire e rafforzare il fondamento dell'Unione Europea sui valori e i diritti, le libertà fondamentali e la solidarietà tra gli Stati membri e la giustizia.
Come ultimo punto, il Trattato di Lisbona ha cercato di rendere l'Unione Europea effettivamente un soggetto di diritto internazionale, quindi dargli un ruolo nella scena politica internazionale. Per quanto riguarda la democrazia e trasparenza, questo sì, per renderle effettive, si è innanzitutto reso come procedura ordinaria per passare le leggi, quindi regolamenti, direttive sostanzialmente, nella procedura di codecisione. Parlamento e Consiglio d'Europa, che ricevono le proposte di legge dalla Commissione, hanno lo stesso ruolo. È un processo in tre letture in cui anche il Parlamento ha, possiamo dire, un diritto di veto. Se vuole, se decide di non passare la legge, può effettivamente anche rispetto al Consiglio, dove che non è democraticamente, che non è direttamente eletto come il Parlamento europeo. Questo lo voglio proprio sottolineare. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini, quindi ogni processo per rendere l'Unione Europea più democratica deve passare per il Parlamento e per un suo maggiore ruolo all'interno dell'Unione. I Parlamenti nazionali sono definiti. Possiamo anche andare avanti? Ecco qui, sì. I Parlamenti nazionali hanno adesso un ruolo riconosciuto, che è quello di vigilare sul principio di sussidiarietà, uno dei principi fondanti del Trattato di Lisbona, che sotto ho definito come principio che mira a stabilire il livello di intervento più pertinente nei settori di competenza condivisa dell'Unione Europea. Quindi in sostanza le decisioni vanno prese a livello più vicino possibile al cittadino, dove comunque rimane una decisione efficace ed efficiente. Deve subentrare solo quando non sia possibile decidere in modo efficace, altrimenti. E il Parlamento nazionale può denunciare una intrusione dell'Unione Europea alla Corte di Giustizia, se questo dovesse avvenire. Poi, sempre per la democrazia, è stata per la prima volta riconosciuto il diritto della popolazione, tramite 1 milione di firme, di proporre leggi alla Commissione. Prima questo non era possibile. Inoltre, e anche questo è importante, c'è la clausola di recesso, che è riconosciuta nel trattato, quindi ogni Stato membro adesso può decidere di uscire unilateralmente dall'Unione Europea in qualsiasi momento. Per quanto riguarda l'efficienza, molto velocemente, ha cercato il Trattato di Lisbona di rendere ancora più efficace il funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, che adesso comprende 28 membri con la Croazia entrata a luglio scorso. Il voto a maggioranza qualificata, che ha già introdotto Giovanni, comprende il 55% degli Stati membri e che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale, è stato esteso a nuovi ambiti, nonostante le resistenze di qualche Stato. Sì. Chiaramente la politica estera rimane fuori dal principio di maggioranza qualificata, perché è sempre un aspetto intergovernativo e per qualsiasi voto in sede di Unione Europea chiede l'unanimità degli Stati membri. Sì, questo è una cosa minore, che comunque il legame diretto tra il risultato di elezioni europee e il Presidente della Commissione, l'avrete visto nelle ultime elezioni europee, c'è già un candidato che le liste appoggiano per essere votato in Commissione. Barroso non è stato votato in questo modo, non è stato scelto da nessuno se non dai membri del Consiglio europeo.
beh, fino a un certo punto, sì. Sono equivocato, Sembrerebbe. Non mi soffermerò sull'enfasi sul fondamento democratico dell'Unione Europea, che comunque ha già dimostrato Giovanni leggendo dei passi del Trattato di Maastricht. L'Unione Europea comunque ha una sorta di attività di educazione, si percepisce questo nei trattati, sia verso i cittadini che verso gli Stati membri che verso i partner commerciali dell'Unione Europea. In un certo senso l'Unione Europea vuole espandere nel mondo, almeno a parole, i diritti umani e la libertà e la giustizia. La Carta dei diritti fondamentali, che era già stata citata, è stata prima a Nizza messa a protocollo nel trattato, adesso invece nel Trattato di Lisbona è diventata giuridicamente vincolante, quindi in caso si potrebbe anche ricorrere alla Corte di Giustizia per la violazione dei diritti fondamentali. La solidarietà è anche importante, è stata inserita una clausola nel caso di attacco terroristico o calamità naturale, gli Stati membri avrebbero l'impegno di accorrere in soccorso del malcapitato in questo caso. Che se quello di quanti un giro che hanno fatto da tank arriva dentro. Ultima, l'alluvione insomma dovrebbe essere anche verso lo spazio extra UE, secondo me, ma comunque questo è una cosa di cui possiamo discutere. La solidarietà è anche estesa al settore energetico, che è molto importante, se vi ricordate. Ci sono stati problemi con l'Ucraina, adesso sembrano ripresentarsi. Nel 2006 e nel 2009 è stato interrotto il flusso del gas dalla Russia e c'è stato un grande problema per un certo numero di persone e si è cercato di ovviare in questo caso, ma se volete ne parleremo dopo in fase di dibattito. Questa, sì. Sì. Questa è la mia ultima slide, vi parlo velocemente del ruolo nelle relazioni internazionali che l'Europa ha cercato di costruire. Sì, questa è sullo sfondo l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton. Non è una top model, ma volevo mostrarvela lo stesso. Sì. Sì, è proprio la chiave di volta di questo processo. Si è cercato di riunire in una sola persona, appunto l'alto rappresentante, sia il vicepresidente della Commissione, che poi che governa, tra virgolette, presiede il servizio diplomatico UE, che si chiama Servizio di Azione Esterna, che è rappresentante un po' ovunque nel mondo, e appunto inoltre si è cercato di dare personalità giuridica all'Unione Europea, che può negoziare direttamente trattati con altre organizzazioni internazionali o altri stati. Sì. È per questo che adesso stanno donando delle possibilità che l'Unione Europea denunci se ti fa il conto europeo, se il pubblico ti esprime contro l'Unione Europea. Di questo non è ancora giunta la questione. Spero di no. Comunque, per esempio, appunto nel settore energetico l'Unione Europea potrebbe arrivare a trattati di approvvigionamento energetico direttamente con la Russia. Poi questo non succede in pratica perché la Russia continua a preferire trattati bilaterali, ma avendo personalità giuridica effettivamente adesso questo può avvenire. Ecco, il tentativo comunque di racchiudere tutti gli Stati membri in un framework collettivo e parlare con una sola voce verso l'esterno finora comunque non avviene, perché gli Stati si dimostrano molto
gelosi della loro sovranità, e l'Unione, specialmente nella politica estera, continua a essere largamente intergovernativa. Con questo io avrei finito. Avevo preparato 2 slide sulla gendarmeria europea, ma preferiamo procrastinare l'altro dibattito. Grazie. Eurogen 4, che sarebbe la nuova polizia, coordinamento di polizia europea, ci sarà un dibattito territoriale specifico diretto dal direttore del capitolo difesa e sicurezza, tenente Iacuzzi, che lavora in piena sintonia con noi. Quindi faremo un dibattito probabilmente verso luglio, verso la prima o seconda settimana di luglio. Quindi stasera sentiamo questo argomento e andiamo a dare adesso la parola su un altro mondo che probabilmente noi non conosciamo molto bene, che è il mondo delle dogane, dei flussi doganali, dentro e fuori ovviamente, di cui invece il nostro Alessandro Tasca è estremamente competente. La parola ad Alessandro. Facciamo una breve introduzione su quello che è il senso di un'unione doganale in un agglomerato, in una organizzazione di popoli che ha raggiunto e superato anche il mezzo miliardo di persone. È necessario, per un discorso di efficienza commerciale, creare un asset stabile nello scambio di beni e di servizi, perché comunque i ritardi e le incomprensioni nei sistemi di smistamento delle merci possono provocare danni davvero notevoli a livello economico. Questo fa parte di uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, che riguarda anche le 4 libertà, che è la libera circolazione di merci, di servizi, di beni e di capitali. L'Unione Europea appunto è composta da 28 stati e ha oltre 500 milioni di abitanti. Come hanno detto precedentemente, ci sono altri stati che sono in attesa, e questo comunque per il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'entrata nell'Unione, nello spazio economico comune dell'Unione Europea. Le fondamenta di questa unione doganale sono state create negli anni 60, in particolar modo nel 1968, con la soppressione dei diritti doganali. Quindi nel 1993, con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, di fatto si è cercato di creare uno spazio comune per la libera circolazione di merci, capitali, servizi e di persone, eliminando quelli che erano i dazi doganali e per favorire gli scambi commerciali. Gli accordi di Schengen, che in particolar modo hanno abolito appunto le frontiere interne, sostituendole con un'unica frontiera esterna. Questo spazio quindi questo spazio di cooperazione, che appunto si basa sul Trattato di Schengen del 1985, rappresenta un territorio dove la circolazione di merci, di persone e di capitali è garantita. Di fatto questo trattato ha abolito tutte le frontiere interne, appunto, sostituendole con un'unica frontiera esterna. Contestualmente, per garantire la sicurezza di questa frontiera allargata si sono istituite anche autorità di polizia e giudiziarie.
Qui abbiamo una slide che dà un po' un'idea di quelli che sono gli stati aderenti a Schengen, perché non tutti gli stati aderenti fanno parte di fatto dell'Unione Europea. Quindi vediamo che ci sono i paesi principali, con Italia, Francia, Germania, fino alla Grecia, e poi altri paesi che comunque fanno parte di questo spazio, anche con delle variazioni attuali riguardanti l'Islanda, di cui si parlerà successivamente. Sempre la situazione. Le dogane, adesso parleremo delle dogane dell'Unione Europea, appunto queste 28 amministrazioni doganali che operano seguendo un quadro normativo comunitario che riguarda la tutela della sicurezza dei cittadini, alla facilitazione del commercio legittimo e a tutelare un bilancio comunitario favorendo la competitività delle imprese. È necessario trovare un punto di equilibrio tra controlli efficaci e la velocità negli scambi. È per questo che si è cercato di attuare un piano comunitario per la semplificazione e per velocitare le procedure doganali, sfruttando l'innovazione tecnologica che in questi ultimi anni ha permesso di compiere veramente passi da gigante, riducendo i costi delle imprese. Bisogna però garantire la fluidità del commercio internazionale attraverso controlli mirati ed effettivi. Bisogna cercare appunto trovare questo punto di equilibrio, semplificando le procedure doganali, ottimizzando le capacità di controllo. Quindi bisogna cercare di creare un sistema che in Italia è chiamato sportello unico doganale, che permette attraverso un'unica interfaccia di comunicare con tutte le amministrazioni che rilasciano i permessi concernenti le merci che si vogliono esportare. Questa è una direttiva comunitaria che vuole appunto unificare questo ottenimento dei permessi per poter esportare le merci, semplicemente agendo con un computer, un'interfaccia che comunica in maniera diretta con l'amministrazione per ottenere i permessi necessari. Questo è pagare poi le accise, questo da qualunque paese si operi. Lo sportello unico doganale appunto è un sistema informatizzato, cioè in Italia si chiama AIDA, cioè Automazione Integrata Dogane e Accise, che è un sistema integrato doganale europeo. Qui si ha un'integrazione dei processi di unificazione dei controlli e un accesso telematico generalizzato. Queste funzionalità principali di questo sistema, di questo sportello unico doganale, sono gestire in tempo reale milioni e milioni, in questo caso 10 milioni di dichiarazioni doganali, e ridurre le dichiarazioni su carta ad una percentuale minima. Quindi la qualità e la quantità delle merci, il valore, la modalità di trasporto, i paesi di provenienza e di destinazione sono alcuni dei dati acquisiti e utilizzati per il monitoraggio. Lo sdoganamento per le operazioni di esportazione e transito è eseguito completamente per via, dovrebbe essere eseguito completamente per via telematica. In realtà c'è una fase di transizione che dovrebbe concludersi obbligatoriamente per tutti i paesi europei entro il 31 dicembre del 2020, per dare possibilità a tutte le amministrazioni doganali di adeguarsi agli standard richiesti dall'Unione Europea. È stato molto importante fare questo passo perché, come ho accennato prima, il numero elevato di controlli dovuti alle diverse amministrazioni, in questo caso nel nostro caso italiano erano 18 gli enti preposti ai controlli doganali, rallentavano in maniera molto, molto pesante quello che era il flusso dei beni e dei servizi verso gli altri paesi. Questo tradotto in numeri significa soste per lo sdoganamento di giorni presso le dogane, si era costretti a aumentare i costi per lo stoccaggio
senza contare poi le difficoltà legate alle banche e alle device da parte di chi ordinava la merce e non gli arrivava. Quindi, tradotto in numeri, si va dai 2 ai 5 miliardi di euro di denaro perso a causa di queste inefficienze croniche che erano dovute a tutti questi enti preposti praticamente a fare gli stessi controlli, quando basterebbe un'unica interfaccia per collegarli tutti. La politica dei controlli è molto semplice perché prevede di velocitare tutto già censendo quelli che sono i criteri, scusate il gioco di parole, i criteri di criticità relativi a un operatore economico che voglia spedire merce all'estero, quindi con l'istituzione di whitelist e blacklist, cioè in grado anche alla pericolosità del soggetto che spedisce la merce. Quindi la gestione del rischio automatizzata è un sistema in grado di autoapprendere quelle che sono le criticità del soggetto che opera nella spedizione delle merci, e questi profili soggettivi, come vedete, possono essere ridotti anche grazie ad un sistema che è in grado di autoapprendere quelle che sono le esperienze poste in essere da questi commerci. Quindi vedete che la gestione automatizzata del rischio è un processo di valutazione e correzione dei profili di rischio ed è un sistema appunto che autoapprende. E si è fatto anche questo lavoro grazie appunto a un comitato che ha istituito un tavolo strategico nazionale per facilitare il commercio internazionale, ma soprattutto ascoltando le esigenze di tutte le associazioni di operatori che erano interessati, quindi anche in base alle analitiche sul campo. È molto importante coinvolgere tutti gli attori economici perché le esigenze si possono conoscere solamente parlando con chi le ha effettivamente, perché da dato non ci si può rendere conto di quello che succede quando si opera veramente ogni giorno, tutte le difficoltà che si presentano a causa delle deficienze e delle incomprensioni doganali che c'erano tra i vari paesi. Poi ne parleremo di casistiche legate ad accordi e unioni doganali dove comunque gli accordi non vengono rispettati e causano davvero molti problemi di esportazione delle merci. Quindi il mercato unico ha voluto creare uno spazio dove le barriere venivano abolite, quindi fisiche sul controllo di merci e cittadini, tecniche con differenze di fabbricazione, qualità e sicurezza dei prodotti, e fiscali, quindi con diversi trattamenti fiscali. Quindi rendere questo territorio omogeneo a livello di circolazione delle merci. Dicevo anche di una circolare molto interessante, perché a un certo momento si è posto il problema della circolazione di merci tra paesi che non erano parte dell'Unione Europea, tipo la Serbia, che dovevano mandare i loro camion con le merci in altri paesi che non sono parte dell'Unione Europea, tipo il Principato di Monaco, per fare un esempio. E a un certo momento si sono trovati l'esigenza di risolvere un po' questo problema, perché veniva fermato ogni volta, veniva fermato da noi, quindi alla fine è venuta fuori una legge, mi pare, se non sbaglio, per cui se la destinazione della merce è un altro paese non aderente all'Unione Europea, all'interno però da qualche parte comunque dell'Europa, non c'è bisogno di nessun controllo, mi sembra di aver capito. Sì, praticamente in base anche a questi accordi che la Serbia ha fatto anche con altri paesi, tipo la Russia, insomma che la certificazione dell'operatore proveniente da quel paese garantisce la sicurezza della merce trasportata, di conseguenza si saltano i controlli, si fanno controlli più leggeri, poi dipende anche il paese, perché la Turchia, che aveva un accordo di unione doganale con l'Unione Europea, di cui era praticamente il principale
principale partner, cioè l'Unione Europea è il principale partner della Turchia. La Turchia è il settimo partner dell'Unione Europea, ma incomprensioni di vario genere, sia politico sia economico, hanno portato ad applicare quei controlli che hanno rallentato il flusso di merci e la circolazione di operatori economici, che hanno poi portato ad una crisi doganale e politica. Quindi la certificazione dell'operatore in base ad un accordo doganale permette una circolazione più veloce delle merci e quindi un scambio commerciale più proficuo. La digitalizzazione completa, vi chiedo scusa, degli adempimenti doganali, grazie a questa interfaccia, che è lo sportello unico, appunto permette di comunicare con tutti quegli agenti che rilasciano le certificazioni, sia agricole, sanitarie, per la difesa, eccetera, eccetera, rendendo velocissime quelle che sono le spedizioni delle merci. E questo è il vero spirito dell'unione doganale, che la merce possa circolare in un'area economica comune, come se circolasse nel proprio paese, altrimenti non avrebbe senso un'unione doganale. La Svizzera, che c'è l'unione doganale, ci sono altri trattati che Sì, poi diciamo che gli accordi di Schengen per la circolazione di merci e persone vengono estesi anche a paesi che non appartengono all'Unione Europea, come nel caso della Norvegia. Sono paesi che non appartengono all'Unione Europea, però è uno spazio economico dove si permette appunto la circolazione di mezzi, merci, persone. un paese non può essere più isolato. Sì, diciamo che gli accordi commerciali che vengono siglati in questi periodi, e poi entriamo nello specifico parlando di unioni doganali anche per paesi di aree economiche, aree geografiche differenti, possono produrre effetti simili a quelli che sono gli effetti dell'unione doganale dell'Unione Europea, cioè riguardo alla circolazione di mezzi e di persone e di servizi. Poi ci sono delle limitazioni riguardo a quello che sono, come per la Turchia, cioè non possono partecipare ad appalti pubblici come i paesi dell'Unione Europea. Si possono mettere delle limitazioni, però per quello che riguarda la circolazione di mezzi, capitali e persone, ci sono diverse unioni doganali, come era il caso dell'unione, una delle più grosse unioni doganali fatte nella zona mediorientale, che era gestita dalla Turchia, con Siria, Libano e Giordania, dove le persone di fatto potevano circolare da un paese all'altro con la carta d'identità, dove i mezzi circolavano come nell'Unione Europea. Diciamo che poi le problematiche legate alla situazione mediorientale molto calda, molto esplosiva, hanno portato a decadere quelli che sono tutti i vantaggi legati appunto a questa unione doganale, che ripeto è la più grossa unione doganale della zona mediorientale. Era soprattutto un'unione doganale politica, questa ma parleremo successivamente appena arriviamo alla slide dedicata. Quindi l'unione doganale e lo sportello unico doganale ha lo scopo di sincronizzare tutti i piani nazionali, quindi praticamente velocizzare le procedure da un'unica postazione da qualsiasi paese si opera. Quindi questa è una forma di integrazione commerciale davvero all'avanguardia, ma non è l'unica comunque, perché ripeto, nel mondo le unioni doganali e commerciali, gli accordi commerciali possono essere vari e di entità differenti. Non è perché un paese, come nel caso della Svizzera o della Norvegia, rimanendo fuori dall'Unione Europea, siano isolati in un contesto internazionale. Lo dimostra anche il caso della Turchia, che se un paese è forte e politicamente stabile, come nel caso della Turchia, e comunque nell'area dove risiede ha un potere politico ed economico forte, può dettare regole e stabilire sistemi di commercio molto vantaggiosi. Quindi senza poi limitazioni derivanti dall'essere per esempio dentro la comunità europea, con tutte le varie norme di austerity, patti di stabilità, eccetera, eccetera. Quindi,
comunque regola anche tutti gli accordi che sono stati attestati per le riunioni, quindi insomma c'è comunque che si partecipano poi tutte scontri stati. Assolutamente, una giustissima osservazione. Infatti gli accordi commerciali che avvengono nel mondo e tutte, insomma, i poli economici come sono quelli rappresentati anche per esempio dei BRICS, dei paesi come Russia, Cina, India, Sudafrica o il Mercosur nell'America meridionale, o quello che era l'esperimento della Turchia nell'area medio orientale, dimostrano appunto che il commercio è possibile sotto varie forme con intensità e vantaggi differenti. Quindi queste forme di integrazione commerciali sono possibili non solo in Europa, ma in tutto il mondo, anche perché comunque gli scacchieri sono molto variabili e le cose cambiano in continuazione. Quando arriveremo a parlare della situazione di commercio preferenziale con gruppi di paesi, ad esempio l'Italia ha stabilito unioni doganali, per esempio con l'Arabia Saudita, con i territori palestinesi, ce l'aveva con la Turchia, perché ripeto adesso è cosa di questi giorni, la Turchia sta cercando di rivedere quello che è la sua posizione di partnership con l'Europa, perché ci sono dei ritardi notevoli nella sua integrazione, questo perché comunque non risponde ai requisiti voluti dalla Comunità Europea, di conseguenza ha cercato di creare delle unioni doganali o di rivolgersi verso altri poli per cercare di soddisfare quelle sono le sue esigenze. Cioè, di fatto l'Unione Europea ritarda a dare risposte concrete alla Turchia e la Turchia ha cercato di creare unioni doganali differenti, come quella che era con Libano, Siria e Giordania. Per l'Unione doganale con la Turchia, dove appunto prodotti di esportazione agricoli sono lavorati industrialmente e non prodotti comunque del carbone e dell'acciaio, c'erano delle limitazioni, però a livello di commercio le percentuali erano veramente notevoli, perché comunque la Turchia importava dall'Unione Europea il 56,4% della merce e l'esportazione della Turchia riguardava il 41%. Passiamo a quello che era l'esperimento dell'Unione doganale appunto di questi 4 paesi, che era durante l'Unione doganale del Medio Oriente, che poi per le vicissitudini che conosciamo è fallita, perché la guerra con la Siria ha destabilizzato quella che era sicuramente un'unione di riferimento, perché la Turchia voleva porsi come broker nello scacchiere medio orientale, di conseguenza fare della concorrenza a quello che era lo strapotere dell'Egitto e dell'Arabia Saudita, anche perché aveva una posizione privilegiata nei confronti dell'Iran, avendo riconosciuto il suo programma nucleare, e avendo una stretta amicizia con Israele e gli Stati Uniti. Di conseguenza si poteva porre come pacere anche nei rapporti difficili tra Israele e Iran oppure Israele e Siria. Aveva una posizione di fatto dominante, però ripeto, lo scacchiere, la situazione geopolitica di quelle aree è molto instabile, di conseguenza varia in maniera repentina a volte. Diciamo che la Turchia ha considerato svantaggiosa quella che era l'unione doganale con l'Europa. Di conseguenza ha cercato di rinegoziare questa unione doganale perché era svantaggiosa, cioè l'Europa poteva attirare altri partner che potevano importare merci senza pagare dazio all'interno dello Stato turco. Questi stessi stati, però, che importavano le loro merci in Turchia, potevano applicare i dazi alle merci turche che arrivavano nei loro paesi. Di conseguenza erano penalizzate per la Turchia, che nel frattempo ha visto l'Europa stringere rapporti commerciali con gli Stati Uniti e di conseguenza ha avuto paura di essere tagliata fuori da quello che era il commercio internazionale, anche perché gli è venuta a mancare quell'unione doganale che aveva creato. Di conseguenza si è rivolta agli Stati Uniti per cercare di avere rapporti commerciali privilegiati.
La risposta degli Stati Uniti però è stata quella di risolvere in maniera privata e autonoma quelli che hanno i problemi con l'Unione Europea, quindi di fatto esperimenti di unione doganale molto efficienti come questi, che abbiamo visto paesi anche come il Libano che avevano un sistema creditizio molto vantaggioso e l'esportazione da parte di missili, di organi, di servizi si integravano molto bene, scambiandosi quelle che erano le cose più utili l'uno per l'altro. A proposito del sistema creditizio libanese, molto vantaggioso, che attira investitori internazionali, probabilmente è questo il motivo che hanno trovato dei mutui nascosto lì praticamente, penso avesse anche lui qualche interesse in quel paese. Questa è un po' la situazione, quindi non è necessario, ripeto, non è l'unico operatore di riferimento dell'Unione Europea, ci possono essere situazioni che paesi forti come la Turchia o altri possono determinare nelle aree di competenza. Quindi l'importante è avere un sistema integrato di commercio che permetta la libera circolazione di merci e di servizi e che rende efficiente lo scambio, non penalizzando gli operatori che hanno così veramente cifre immense, a svantaggio poi delle parti commerciali. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alessandro per questa eccellente relazione sul sistema doganale in Europa, che ci fa capire che non c'è scritto da nessuna parte, che noi non possiamo continuare in prosperità con import-export senza necessariamente essere parte dell'Unione Europea. Abbiamo appena preso che ci sono anche altre modalità. Dovesse esserci quello scenario per la Repubblica Veneta, ma come sappiamo poi anche tanti venti vogliono restare nell'Unione Europea. Poi ne discuteremo. Alla fine stiamo andando verso la conclusione. Adesso abbiamo con noi la dottoressa Sabrina Fattori, che ci parlerà, dopo questi scenari abbastanza caldi della Turchia e anche in questa sala molto calda di giugno della Repubblica Veneta, ci porterà una boccata d'aria fresca, aprendo una finestra sulla Islanda. A voi signori, Sabrina Fattori. Un secondo. Vediamo un attimo. Buonasera. Allora, io vi parlo dell'Islanda, una nazione che si trova più vicino al continente americano che quello europeo, però fa parte dell'Europa per ragioni geopolitiche, geologiche, nel senso che una volta era stata al continente europeo, e poi per motivi che sono stati degli irlandesi a scoprire e colonizzare per prima dei monaci. Successivamente arrivarono i norvegesi e poi arrivarono poi la Danimarca. La Danimarca che la tenne, nel senso che la conquistò, la sfruttò, fino ad arrivare verso il 1800, in cui si cominciano ad avere i primi settori indipendentisti dell'isola islandese, e si cominciò praticamente a pensare a un Parlamento europeo, si cominciò a pensare a un governo praticamente islandese. Da lì poi cominciò anche un po' a prosperare l'economia, un po'
insomma, ad alzarsi un po' il livello di vita delle persone, degli islandesi. Da lì poi con la seconda guerra mondiale ci fu il distacco dalla Danimarca con la creazione nel 1994 della Costituzione islandese e con appunto con quello distacco dalla Danimarca. Da lì l'Islanda crebbe abbastanza inosservata in Europa perché è un po' isolata. Però quello che ci interessa sottolineare dell'Islanda è che praticamente la sua Costituzione lasciava abbastanza libero il mercato finanziario, lasciava abbastanza libero di operare le banche praticamente al suo interno. Da lì arrivarono grossi finanziamenti negli anni, grossi finanziamenti stranieri, e per cui fu pesantemente coinvolta poi nel 2008 dalla forte crisi americana che arrivò pesante praticamente nell'Islanda e che la affossò. Fu infatti descritta come la più grossa crisi economica a livello mondiale, finanziaria, che uno Stato abbia mai avuto. E quindi praticamente per tentare di uscire da questa crisi, lo Stato praticamente attuò delle cose di emergenza. La prima fu quella di nazionalizzare le banche. La cosa che non voleva fare lo Stato islandese era quello di portare o comunque riversare nei cittadini la responsabilità del debito delle banche. Per cui chiese finanziamenti al Fondo Monetario Internazionale che un po' l'ha aiutata, anche perché la banca comunque centrale islandese era ben lontana da poter riuscire a coprire proprio minimamente la crisi delle tre banche maggiori islandesi. E poi comunque... Scusami, andiamo un po' alle nostre spalle, vedete il grafico credo sia dell'Islanda. Vedete, qui siamo, adesso non so se sicuramente voi lo vedete meglio, l'apice non si vede bene, qui è più o meno prima del 2008, che aveva raggiunto quasi 9 bilioni di dollari. No, sono sì, miliardi di dollari a ragione anni, e che è tantissimo, insomma, per un paese che ha solamente 300.000 abitanti, se ci pensate, no? E poi scende quasi a 5, quasi 4 miliardi di dollari, qui siamo nel 2008 circa, proprio il picco peggiore, 2009, diciamo, qua. Giro di meno di 2 anni, quindi pensate a che razza di trauma deve essere stato per i nostri amici vichinghi. Ripasso la parola alla Sabina. Ecco, poi scelse di congelare praticamente i debiti verso gli stati stranieri che comunque avevano investito, no? Verso società che avevano investito, che avevano portato soldi in Islanda. Ovviamente, il rischio di mercato alla fine sono voluto spartire anche così, nemicandosi magari qualcuno all'estero, però questa è stata la scelta, no? Salvaguardare i cittadini islandesi. Praticamente in 3 anni è riuscita a risalire, infatti si vede dal grafico, che poi la crisi praticamente durò dal 2008 al 2011, anno in cui proprio il PIL comincia a risalire, comincia a diminuire il tasso di disoccupazione e quindi si comincia a risollevarsi. Solamente 3 anni per risolvere praticamente una crisi nel quale si vedeva proprio lo Stato, la nazione, si vedeva praticamente persa, era quasi svenduta, volevano addirittura, si parlava di vendita della nazione e quant'altro, perché era proprio data per spacciata. Sì, almeno 6, poi si arriva praticamente già che si comincia a risalire.
E cosa è successo? Intanto nel 2010, praticamente proprio durante la crisi, l'Islanda praticamente chiede l'ingresso alla comunità europea, all'Unione Europea, chiede di entrare nell'Unione Europea. Diciamo che aveva, era allineata per molti versi praticamente ai requisiti di ingresso in Europea, rispettava diversi degli acquisti praticamente che erano richiesti per l'ingresso e appunto si formò un comitato dove per gli accordi praticamente per l'ingresso, no? che si accordasse per l'ingresso all'Unione Europea. Ovviamente la domanda è lunghissima, quindi vengono organizzate varie cose, vari settori. Però cosa succede? Che praticamente in quegli anni anche si vuole rivedere la Costituzione, che durante praticamente fin dal suo fondamento aveva avuto 7 modifiche, però si voleva rivedere anche perché a causa praticamente di alcuni errori probabilmente in Costituzione è successo questo, no? E la cosa innovativa e la cosa bellissima che è successa è che la Costituzione islandese è famosa per essere la Costituzione 2.0, nel senso che si scelse praticamente degli esperti, poi affiancati da un gruppo di cittadini scelti praticamente a campione, a sorteggio, che insieme collaborassero all'implementazione della nuova Costituzione islandese. Quindi che delineassero praticamente i punti, che delineassero, un po' come un libro bianco, che delineassero praticamente gli andamenti o quelle che potrebbero essere le varie alternative, e da lì poi messe online e discusse ulteriormente, vale a dire ancora praticamente con la possibilità di proporre dell'altro all'interno tramite il sito, tramite interventi da parte della popolazione. Una cosa, ovviamente democratica, altamente democratica, che la bozza viene poi ulteriormente messa a votazione attraverso un referendum popolare che la approva, quindi direi più democratico di così non si può. E comunque succede poi che col fatto che comunque l'Islanda si sente così democratica, che comunque sta andando bene perché il PIL praticamente continua a crescere, nelle elezioni del 2013 vengono praticamente, si comincia comunque ad essere un po' euroscettici, no? Si comincia un po' ad avere il dubbio se entrare o meno nella comunità europea, nell'Unione Europea. Cosa succede? Che all'inizio del 2013 praticamente vengono eletti partiti euroscettici, quindi viene congelata la domanda dell'ingresso. Non è stato difficile. No, anche perché democraticamente, voglio dire, gli eletti erano comunque partiti euroscettici, quindi così i cittadini hanno scelto così, si rispetta, proprio insomma, che detto scelgono, i partiti scelgono. E quindi al momento è tutto fermo, è tutto congelato, quindi praticamente l'Islanda ha deciso ha sciolto praticamente il comitato che deve discutere e ha deciso per il momento di star ferma, di star lì a vedere. Intanto l'Islanda quindi rappresenta un ideale di autodeterminazione e di democrazia, e il PIL appunto pro capite è superiore come potere di acquisto alla media europea, addirittura, è superiore alla media europea pro capite, e quindi direi che insomma, per il momento è questa la scelta ed è questo quello che vogliono. L'unica cosa che i cittadini hanno, siccome prima di essere eletti i partiti euroscettici comunque dicevano che sarebbe stato fatto un referendum per l'ingresso o meno nella comunità europea. Quello che rivendicano in questo momento i cittadini è quello che non è ancora stato fatto il referendum. Che poi la tendenza, se quella di non entrare, ok, però loro hanno promesso un referendum e lo potrebbero essere. E qui ho già detto. Grazie,
sulla piccola Islanda, un'altra repubblica che ricordo, come il Veneto, come la Repubblica Veneta, non ha mai avuto re. Gli islandesi non hanno mai avuto re. Molti islandesi sono di origine norvegese, si rifugiarono là attorno all'anno 900, 1000, eccetera, quindi proprio nel Medioevo, perché fuggivano dalla Norvegia, che spesso li perseguitavano. Sono stato in Islanda nel 2011, è un paese meraviglioso, sono scenari naturali incredibili, è un'enorme caldaia. Alla fine ci si chiede, no, come possa vivere l'Islanda, perché in effetti non è che abbia chissà quante risorse, però quello che è bello dire è che comunque è innovativa ovviamente tanto, e infatti sta prendendo molti accordi con la Cina, perché nel campo soprattutto delle energie alternative, ovviamente avete visto di cosa dispone, è molto avanzata. Quindi loro sono all'avanguardia mondiale per quanto riguarda le ricerche su idrogeno e per l'utilizzo dell'idrogeno per i mezzi di trasporto. E ovviamente questo ha permesso che ci siano molti studenti cinesi in Islanda che stiano prendendo accordi praticamente, anche perché con lo scioglimento dei ghiacci, con il riscaldamento terrestre, si pensa che si possa aprire praticamente a breve una rotta alternativa alle merci, che è quella praticamente a nord, esatto. Quindi insomma la possibilità di sviluppo, la possibilità comunque di un'alternativa all'europea, decisamente l'Islanda ce l'ha. Grazie. E passiamo adesso all'ultima relazione. Dai ghiacci artici e dalle temperature gelide della piccola Islanda, passiamo adesso agli scenari caucasici delle ex repubbliche sovietiche del sud, e passiamo la parola al nostro consulente diplomatico per la Repubblica Veneta della Repubblica di Abkhazia, Alessio Zigliero. Buonasera a tutti, so che siete stanchi, io quindi non vi farò vedere nessun PowerPoint, vado a braccio. Allora, io sostanzialmente qui dovrei parlare dell'Unione Economica Eurasiatica, però non se ne può parlare per il semplice fatto che è stata siglata qualche giorno fa, il 29 maggio, ed entrerà in vigore nel 2015. Per cui vi parlerò in maniera fulminea, cercando di farvi capire il più possibile di quello che ci sta dietro. Perché, allora, sapete tutti che in questo ultimo periodo si sta molto parlando di questa unione come volontà della Russia di instaurare una politica nuova nell'area ex sovietica. In realtà questo qui è stata una cosa che è stata fatta molte volte. Pensate che la Russia fa parte di ben 5 associazioni tra stati nell'area post-sovietica. La prima, che conosciamo tutti, è stata la Comunità degli Stati Indipendenti, sorta subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Sappiamo che è stata però un'unione che non ha avuto alcun fine concreto, perché, pensando a un parallelismo con l'Unione Europea, non ha svolto nessun tipo di politica estera o interna ai paesi per fermare poi i conflitti che sono sorti, e anche a livello economico è stata molto povera, ha fatto tante proposte, ma alla fine non si è realizzato nulla. Rimanendo però nella Comunità degli Stati Indipendenti, la Russia, cercando di fare una politica a doppio filo con gli stati che non si sono uniti a lei per questa Unione Economica Eurasiatica, ha proposto un'altra unione, sempre di libero scambio tra questi paesi del CSE, che è una cista, tra cui nel 2013 ha aderito l'ultimo paese che sta fuori, sono Turkmenistan e le repubbliche baltiche, che sono strettamente legate all'Unione Europea. Bene. Detto questo, parliamo di altre associazioni che si erano formate, ovvero l'OCAC, formata dai paesi centrasiatici,
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Kirghizistan, è stata assorbita dalla comunità economica eurasiatica, che è quella che è ancora in vigore e che verrà sostituito poi effettivamente dall'Unione, che sostanzialmente ricalca quello che era una volta per noi la CEE, per cui una zona di libero scambio con tassi doganali bassi e quindi stabili e una leggera cooperazione nella costruzione di infrastrutture di trasporti e un minimo aiuto, sempre. Questa però è stata l'unica associazione che effettivamente ha dato buoni frutti e che ha portato poi nel 2010 all'unione doganale, quindi una zona di libero scambio grande 200 milioni di chilometri. Insomma, immaginate la Russia, Bielorussia e Kazakistan, questa unione eurasiatica, che nella Russia ha il suo baricentro europeo ed asiatico, nella Bielorussia quello europeo, nel Kazakistan quello asiatico. Ma perseguendo un'altra politica, la Russia ha continuato a fare patti bilaterali molto importanti in tutte le zone circostanti. Sappiamo che confina con tantissime aree calde del Caucaso, che ha citato prima Giovanni, ma anche con il mostro cinese. Il mostro cinese ha bisogno, ha tanta sete di gas in quest'ultimo periodo. È notizia di un mese fa che è stato concluso un accordo che porterà alla Cina un investimento di 300 miliardi nella sola Siberia per i prossimi 3 anni. Di circa 12.000 posti di lavoro nuovi nel suo prossimo anno nella Siberia, quindi una zona che apparentemente è morta che va a rivivere grazie al porto cinese. È escluso che questa operazione ovviamente aderisca a quest'unione. Un'altra associazione che si è andata a formarsi era l'Unione Russia-Bielorussia per unificare i paesi. È andata a morire proprio grazie a questa unione che adesso si è creata. Come si vede adesso politicamente questa nuova unione, si chiama EU, sembra l'Unione Europea, si vede in maniera molto strana perché è osteggiato un po' da tutte le parti. Noi pensiamo che i primi ovviamente sono stati gli Stati Uniti a dire non fatelo, anche se in realtà ormai da 3 anni si è dato avanti con l'Unione Doganale. Pensate che questi 3 paesi hanno incrementato il loro commercio del 50%. E sono una popolazione di solo 170 milioni di abitanti che però ha il 30% delle riserve di materie prime del mondo. Pensiamo quindi a che l'economia potrebbe svilupparsi a questi 3 paesi qua, che adesso stanno pian piano facendo dei passi similari a quelli che ha fatto l'Unione Europea, ma partendo tutti dalla stessa base, quindi evitando comunque naturalmente gli errori e non prospettando neanche minimamente l'entrata di una moneta unica. Io ho già riflettuto su questa cosa. Se una Repubblica Veneta dovesse decidere dove andrebbe l'Unione Europea, starebbe da sola questa nuova Unione Asiatica. Queste sono le scelte, perché ovviamente l'Unione Asiatica prenderebbe sia paesi europei che già stanno pensando a cosa fare con queste unioni. Parlavamo prima della Turchia. La Turchia sta seriamente pensando, spinta dal Kazakistan, che è uno dei membri fondatori, di entrare in questa unione qua, perché ha la manodopera, ma non anche la materia prima, anche un po' di tecnologia. È già un paese in parte avanzato, cioè sarebbe un mostro in quest'unione, capite? La Russia è il paese più avanzato tra i 3, gli altri devono crescere e stare dietro. E se entrasse l'Eletto sarebbe la punta di diamante, la testa di ponte dell'Europa che potrebbe offrire tecnologie e innovazioni, quindi fornire tutto l'apparato tecnologico moderno, gli investimenti iniziali. Il territorio strategico sicuramente. Ovviamente poi guardando i confini di questa unione bisogna chiedersi anche quando avanti dopo la situazione che si è creata con l'Ucraina e altre tensioni che ci sono in causa. Io personalmente rappresento l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, sono due stati separatisti della Georgia. La Georgia è una roccaforte statunitense laggiù. È l'unica che è rimasta nel Caucaso, perché l'Azerbaigian sta puntando un po' verso la Russia, un po' verso l'Iran, e anche lì ci sono tensioni per il Nagorno, un altro stato di fatto indipendente non riconosciuto. Per cui sicuramente una zona di sicurezza per questa nuova unione sarà raggiunta solamente in alcuni anni, quando le tensioni ai confini di questa nuova struttura economica verranno risolte. Però bisogna dire che le popolazioni crescono e la maggior parte delle risorse mondiali sono nelle mani di questi paesi. Per cui ovviamente proprio io spero che qualcuno faccia domande di le sue opinioni se è possibile entrare pubblicamente in questa unione economica qua.
comunque è una strada aperta, come può essere quella dell'Islanda, come può essere quella dell'Unione Europea, un'Unione Europea nuova, si spera. Bene, concluso rapidissimo come avevo promesso. Wow. Adesso le domande. Siamo dibattiti, inizio con le domande. Qualcuno ha qualche domanda? Giovanni? Solo richiesta di un'opinione. Rischiamo di restare sempre a caso? No. Dipende come intenderei, come Repubblica però Sono quelle che si stanno creando. Il problema ucraino no, intanto stanno forse può esserci qualche minimo problema diciamo 1 o 2 anni, ecco. La Russia e soprattutto la strategia di Gazprom, che è il monopolista degli export russi, è stata di costruire 2 gasdotti principali che vadano più o meno a sostituire tutto il flusso in export dalla Russia, cioè Nord Stream e South Stream, che non attraversano l'Ucraina, passano tutto in acque internazionali sul Mar Baltico fino in Germania, Mar Nero e dalla Russia arriva direttamente in Bulgaria. Quindi Nord Stream è già operativo, South Stream dovrebbe entrare in 2 o 3 anni massimo, quindi quello non è un problema. L'Europa sta migliorando internamente come organizzazione, si stanno sviluppando gasdotti bidirezionali, quindi anche la solidarietà, il principio di solidarietà energetica in qualche modo sta entrando nelle teste degli Stati membri, quindi come gas no, non dovrebbero esserci problemi assolutamente. Ne sta entrando anche dall'Azerbaijan il TANAP, corridoio del sud, quindi stanno lavorando bene. Non c'è il rischio di gas con la Russia? Forse quello lo può dire meglio lui, ma c'è un'interdipendenza economica talmente alta che sia l'Europa mettesse sanzioni sulla Russia, sia la Russia decidesse di chiudere i rubinetti del gas, diciamo il commodity fondamentale del suo export verso l'Europa, ci sarebbero delle conseguenze inimmaginabili proprio sulla relazione, ricadrebbe direttamente sui 2 partners, quindi è escluso. Gli Stati Uniti possono fare la voce grossa, ma l'Europa non farà mai niente rispetto alla Russia, almeno questo è il mio punto di vista. Che stanno nascendo, si sta organizzando l'importazione di gas specialmente dagli Stati Uniti. Mi sono interessato proprio di recente perché la mia tesi verte proprio su questi argomenti. Ecco, a quanto pare, alle condizioni attuali, importare GLN, gas naturale liquefatto dal bacino del Golfo del Messico, in Texas, eccetera, è fattibile in via teorica, ma sarebbe costosissimo. Diciamo, ci sono i paesi baltici che stanno puntando molto sul gas naturale via nave dagli Stati Uniti, dagli Qatar soprattutto, ma è una strategia che può premiare solo politicamente, economicamente assolutamente no al momento. Adesso noi stiamo seguendo un format ben preciso per questi dibattiti territoriali, per cui adesso apriremo il dibattito, vorremmo sentire proprio le vostre opinioni, in sostanza su tutti i modelli che avete ascoltato questa sera. Mi sembra che abbiamo aperto un discreto numero di modelli alternativi all'Unione Europea. Allora c'è quello dell'Unione Europea che magari vi va anche bene, c'è quello delle unioni doganali che ci ha dimostrato Alessandro Gasca, che dimostra che appunto si possono fare anche unioni doganali fra paesi anche fuori dall'Unione Europea, in questo caso la Repubblica
Repubblica Veneta non volesse stare dentro l'Europa Unita o ne fosse esclusa al riconoscimento dell'indipendenza e dovesse decidersi fare domanda di nuovo oppure no, se applicare il diritto di differenziazione, quello per i criteri di Copenaghen, oppure il modello dell'Islanda che ha deciso di andare completamente contro suo, guardate con chi vuole, il modello che vive in sostanza, oppure il caso Turchia che abbiamo ascoltato, oppure c'è anche questo nuovo modello che adesso dopo la conferenza quest'anno in Kazakistan è stato lanciato praticamente da Russia e dai paesi del sud dell'ex dal Kazakistan e dalla Bielorussia. Adesso vi ricordo che fare una rivoluzione costa, ci vogliono i soldi per fare una rivoluzione, tutte le rivoluzioni hanno avuto bisogno di soldi, tutte le rivoluzioni che hanno avuto successo avete sempre trovato lobby, a volte anche banche, dietro l'unificazione italiana, se fosse per i massoni, sicuramente l'Inghilterra e la Francia per interessi, si arrivasse a quel tipo di unità alla fine nella seconda metà del 1800, oppure anche donatori privati. Senza soldi non si fanno rivoluzioni, senza soldi non si fanno nuovi stati, senza soldi non si fa la Repubblica Veneta. Io ho notato anche come osservatore esterno che qui è difficile radicare questa cultura del dare soldi per la causa. Mentre in Inghilterra, quando si fa qualsiasi dibattito pubblico, sempre uno che gira con una scatolina come questa, con un rubinetto dentro una scatola di scarpe in sostanza, oppure con una borsa come fa la Chiesa. Qui invece pare che noi siamo miliardari, non abbiamo bisogno di dare soldi per la causa, oppure siamo un po' timidi, ci vergogniamo un po' per gli eventi, tendono insomma anche magari un pochino a essere un po' timidi su queste cosine, va bene? Ma non sono così, sono cose importanti, perché senza soldi non si fa la Repubblica Veneta, oppure non la si consolida come Repubblica, come è stata dichiarata il 21 di marzo di quest'anno. Quindi quello che farò qui è il metodo più vecchio del mondo che abbiamo imparato dalla Chiesa cattolica. Perché in 2000 anni, un metodo che si è consolidato in 2000 anni, sicuramente è più valido del mondo. Quindi faremo girare questa scatola adesso, qui la possibilità. Vi ricordo che il costo di una sala media è di circa 200 euro. A Venezia, sabato pomeriggio, spenderemo 250 euro, mi aspetto di raggiungere questa cifra, però vi ricordo che c'è gente che ha messo 800.000 euro per fare il referendum di marzo. 2 o 3 persone insieme, poi altre hanno messo un po' meno, chi 100.000, chi 50.000. C'è gente come me che si è fatta 76 voli per la causa nel giro di 2 anni. Quindi io penso che con 100 euro possiamo volentieri mettere un po' tutti, insomma, a una cifra più o meno tale, minimo direi, per questa sera. Quindi io adesso faccio passare questa scatolina fila per fila come si fa in chiesa. Mentre raccogliamo fondi dalle vostre acquini, praticamente, raccogliamo anche le vostre opinioni. E c'è un documentatore per ogni dibattito che traccerà le opinioni emergenti. Dall'analisi delle opinioni emergenti, diremo alla fine più o meno quali sono le opinioni emergenti, magari vedremo anche i voti. Noi ricaveremo delle domande, poi metteremo in rete, probabilmente in luglio, per il nuovo sito per la consultazione popolare del libro bianco di Veneti, per chiedere poi a tutti i cittadini veneti cosa ne pensano di questi modelli che sono usciti dai dibattiti territoriali e prossimamente anche dalla consultazione delle associazioni civili e di categoria. Io direi di lasciare libero il dibattito, probabilmente più opinioni, più suggerimenti da parte vostra
che non domande, comunque se sono domande risponderemo anche a quelle, ma vorremmo proprio sapere da voi che tipo di Repubblica Veneta, che tipo di relazioni secondo voi la Repubblica Veneta che si sta consolidando, che si sta formando, dovrebbe avere con l'estero. Vogliamo stare dentro l'Europa Unita, come sta cercando di fare la Scozia, vogliamo uscirne, vogliamo rientrarci, vogliamo stare come fa la Turchia, vogliamo scegliere il modello dell'Islanda oppure il modello delle unioni doganali o persino quello della Russia, del Kazakistan e della Bielorussia, cioè dell'Unione economica euroasiatica. A voi la parola, risposte diverse. In fondo la Lisa Rampazzo, presentatevi, basta il nome di battesimo, è sufficiente, e alzate la voce, purtroppo non abbiamo un microfono mobile. Cerco di urlare. Allora, io sono imprenditrice, quindi in base a quello che faccio io, penso che il modello Islanda, in quanto Veneta, mi assomiglia molto, perché da 1000 anni a questa parte i Veneti sono state grandi teste, hanno sempre tirato avanti la propria terra, basta pensare a livello mercantile a Venezia, una volta a navi, quindi abbiamo sempre fatto un mercato, quindi vedo una cosa più libera e veneta e rispecchia molto il livello, cioè l'Islanda ci rispecchia molto. C'erano gli altri, in poche parole, questa sono veneta, mangio, quindi non vedo nessun problema, nessun ostacolo per fare ciò, insomma, io mi ci vedo uguale. Grazie dell'opinione che adesso noi registriamo. Come cittadina veneta, la Lisa suggerisce che dovremmo seguire il modello dell'Islanda. Ricordo a tutti che una delle principali critiche a quel modello è che sì, vabbè, però l'Islanda ha solamente 330.000 abitanti, credo poco più come la città di Padova, qualcosa del genere, se sbaglio. Distribuiti su un territorio che è quasi il terzo dell'Italia, no? Sono 400 vulcani, sono praterie, sono cose bellissime lassù. È un territorio estesissimo, molto spesso non popolato, specialmente nel mezzo dell'isola, la popolazione è più attorno al porto, specialmente nella parte sud-ovest dove c'è Reykjavik, la capitale. Sono tutti d'accordo sulla proposizione della cittadina Lisa? Vedo dei no, vedo Silvia aveva diritto di precedenza, aveva considerato prima. Silvia un modello come islandese implica una certa, secondo me, comunque chiusura e un certo modello isolato, nel senso una certa autonomia. Se vedete dentro un sistema di commercio, di rapporti anche dal punto di vista turistico, che secondo me fa fatica a prendere come modello quello, però vorrei arrivare a un'altra riflessione, secondo me. Cioè, il problema moneta Veneto con la propria moneta, secondo me è un problema grosso questo, perché abbiamo un turismo molto forte, abbiamo un'economia che esporta molto forte, una moneta nostra potrebbe implicare che si subito rivaluta talmente tanto da limitare il turismo e limitare le esportazioni. Nel senso, secondo me, almeno nei primi 10-15 anni, sarebbe fondamentale avere un euro che sarebbe comunque debole rispetto alla nostra economia e faremo un ruolo tipo la Germania, con un'economia forte con una moneta debole, avendo i vantaggi per le esportazioni, per ricostruire la nostra economia, ricostruire il nostro consumo interno, per dopo valutare un'uscita evidentemente tra 10-15 anni, quando si sarà ricostruita un mercato interno che possa, cioè fondante per avere una propria moneta e avere un proprio mercato interno, un mercato come il Veneto che comunque è messo non benissimo, con rapporti verso l'est di conto lavoro, con rapporti turistici, cioè adesso sarebbe molto, molto difficile immaginare una moneta propria, sarebbe troppo forte secondo me. Grazie. C'è un problema però Silvio, giustamente noi adesso registriamo, il cittadino Silvio suggerisce che bisognerebbe in qualche modo rimanere nell'euro, in sostanza non ha dubbi su questo,
noi prendiamo questa opinione. Il primo problema è quello che sta avendo la Scozia, non so se avete letto recentemente la nostra intervista anche dove ho risposto delle domande, così come membro dello Scottish National Party, mi chiedeva Enzo Brandin sulle stazioni in Scozia, perché Barroso gli ha detto, vabbè, mettiamo che diventate indipendenti, in settembre andate al referendum, e voi purtroppo sarete esclusi dall'Europa, in sostanza, e quindi significa anche essere esclusi dall'euro. Allora loro pensano o di fare domanda o di fare accordi con Londra per mantenere la sterlina, bene, loro in realtà interessa di più mantenere la sterlina in questo momento. Però abbiamo imparato anche una cosa interessante questa sera, che c'è la possibilità di fare accordi bilaterali con l'Unione Europea, suppone che noi fossimo fuori, come Repubblica Veneta, esatto, o via Unione Dogane, oppure anche accordi come sono stati fatti per anni. Ci sono stati per esempio gli esempi del Belgio e del Lussemburgo che hanno avuto la stessa moneta per quasi 60-70 anni, pur avendo due sovranità diverse. Oppure c'è l'esempio, credo tuttora, della Svizzera e del Liechtenstein, che hanno il franco svizzero, adesso sto illustrando. E abbiamo anche imparato che adesso l'Unione Europea ha una personalità giuridica, quindi può anche trattare direttamente come dovessi trattare praticamente con un ente, insomma, giuridico indipendente, quindi dovrebbe come avere due enti giuridici indipendenti che parlano tra di loro un po' come due aziende, diciamo così. Quindi registriamo anche questa opinione. Ci sono altre opinioni? Ho visto dal gruppo degli imprenditori. Riccardo Rodriguez, ricordo il direttore del capitolo dell'impresa per il libro bianco dei Veneti. Il sistema islandese è il migliore per noi, secondo me, anche perché il merito è sempre stato preso dai francesi, dagli austriaci, e non ne possiamo più l'Italia adesso, e per cui io penso un Veneto libero in tutti i sensi, libero nelle decisioni, libero nel fare accordi bilaterali, libero di fare quello che vuole, finalmente con la sua testa, con la sua libertà, essere liberi, un popolo libero. Per cui il sistema islandese lo trovo perfetto. Va bene, registriamo anche questa opinione. Ci sono altri? Posso sottolineare solo un aspetto che forse... Ecco, niente, volevo solo sottolineare che per esempio per quanto riguarda l'immigrazione o anche le politiche dei visti in generale, l'Unione Europea ha il primato su queste politiche, quindi anche se si volesse, per fare un esempio, il Veneto, ok, la Francia, uno Stato che c'è già, volesse lasciare libero accesso ai cittadini turchi o russi o cinesi, per esempio per turismo, per 2 settimane, limite, 30 giorni, oppure non può farlo, perché queste decisioni vanno sempre prese a livello di Unione Europea. Un modello come l'Islanda lascerebbe la completa libertà al Veneto di decidere anche questo. Per incentivare i flussi turistici sarebbe fenomenale. Registriamo anche l'opinione del cittadino Giovanni Palotto. Ci sono altre opinioni? Il signore è? Paolo Zanella. Paolo Zanella. Allora, dico, io ho avuto l'esperienza che ho gestito un centro al disciplina. Allora la domanda vuoi indipendenza sì o no, eccetera. Poi c'era il sondaggio che riguardava appunto l'Unione Europea o tenere una comunità. La domanda non la capivano, cioè tanti già spiegati, cioè io facevo l'esempio, ad esempio, non so, la Svizzera e l'Italia, cioè l'Unione Europea vista con l'Italia adesso, oppure come la Svizzera fuori dall'Unione Europea. Ti dico che la maggioranza, ma proprio schiacciante, è per un sistema tipo la Svizzera, quindi molto vicino a quello di Sandra. Per cui stasera ci avete messo in difficoltà, perché ci avete fatto delle proposte che sono... Poi quella della Russia, il gruppo americano, eccetera, ci avete in difficoltà perché non è che conosciamo bene la politica con i livelli.
Questo è lo scopo del bianco. Però ti dico che la maggior parte delle persone si orientava sul modello di libertà, Veneto libero, che sono orientati anche. Abbiamo atto che c'è anche questa volontà di però il risultato finale è fatto interessante. Però c'è un discorso da fare. Allora, registriamo l'opinione pro modello svizzero. Non ne abbiamo parlato in particolare della Svizzera stasera, perché forse non è più conosciuto, ma arriveremo anche a dibattere quel modello in futuro. Ricordo a tutti però che quella famosa domanda sull'adesione all'Unione Europea fu risposta solamente dal 22% di tutti i votanti, mentre il 65% rispose alla prima domanda, che era ovviamente la più importante dal punto di vista dell'indipendenza, sì o no. Poi le altre domande sono state risposte meno in proporzione, quindi dal punto di vista statistico, anche se i numeri si confermano grossi come sono stati, dovrebbero essere sufficientemente validi, sospetto che prima di elaborare la nostra Costituzione in seguito alla pubblicazione del libro bianco dovremmo probabilmente riproporre quella domanda sull'adesione effettiva all'Europa del Veneto, perché solamente il 55% risposero di sì, però solamente il 22% risposero a quella domanda, mentre addirittura sull'euro solamente il 51% rispose di sì di quella popolazione di veneti che votò, però anche lì ancora peggio, meno del 20% rispose a quella domanda. Quindi sono cose che bisogna continuare a chiedere ai veneti se vogliamo avere una visione oggettiva effettivamente di cosa vogliono. Che non ho detto prima, tra l'altro l'Islanda aderisce alla NATO, per cui l'Islanda non ha una forza armata, non ha un esercito suo, però essendo praticamente dentro la NATO ha degli accordi, per cui ad esempio gli spazi aerei sono sorvegliati a turno dal Regno Unito, dalla Francia, che appunto tutelano e garantiscono praticamente la sicurezza. Altra cosa che secondo me va ribadita è che comunque per quanto riguarda tutti gli accordi tra gli stati, ci sono la WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, tutela e garantisce praticamente la correttezza degli accordi anche bilaterali. Ci sono delle clausole ben chiare per entrare a far parte della WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per cui insomma non si possono commettere, tra virgolette, delle scorrettezze, no? Perché appunto c'è l'opposizione, no, vabbè, e a livello mondiale vengono fatte praticamente ogni 2 anni degli incontri, praticamente, dove vengono definiti i dazi tra i vari paesi, vengono definiti gli accordi, appunto l'Unione Europea si presenta come unico organo, perché poi loro doganalmente, noi siamo Europa contro, e poi il resto del mondo praticamente, e queste varie aree economiche, no? sono messe così. Non dimenticate che il PIL dell'Europa è in un buon momento, perché ha superato persino quello degli Stati Uniti, e viaggiamo sui 12.000, quasi 13.000 miliardi di euro all'anno. In realtà l'Europa, non ho dubbi che sia amata da quelli del World Trade Organization, perché è quella che applica, diciamo così, le regole del mercato libero in vivo, in sostanza, fra gli Stati membri, fra i 28 Stati membri dell'Unione Europea, in modo più consono ai dettami del World Trade Organization, costituita nel 1994, pare su volontà, si dice così, su lobby che era vicine a Bill Clinton in quell'epoca, durante la quarta fase di liberalizzazione dei mercati. Quello però portò a una cosa che io considero personalmente una disgrazia, non so se voi siete a conoscenza, che fu l'abolizione della famosa regola, la famosa norma di Glass-Steagall, che voleva la divisione tra banche di risparmio e banche di investimento, e fu abolita nel 99
Da quel momento le banche hanno cominciato a speculare, già nel 2003 vedete i risultati, i derivati cosiddetti subprime, scorreggimi Alessandro per il tuo campo questo, così i derivati tossici sono impennati e poi questo è portato allo scoppio della bolla speculativa nel 2007 con il fallimento della Lehman Brothers il 9 agosto del 2007. Quindi non dobbiamo necessariamente prendere il World Trade Organization, questa è la mia opinione, come la Bibbia in sostanza, perché molto spesso ha anche fatto tanti danni. È chiaramente una cosa che fa molto comodo a potere delle banche in sostanza, che hanno un po' manipolato lo spirito dell'Europa. Non so se l'avete colto stasera, qualcosa è successo fra Maastricht e Lisbona, che ha cambiato lo spirito dell'Europa da un'Europa più umanistica, filantropica, nobile anche nei principi, a un'Europa un pochino più persecutrice, pragmatica, ma anche un po' più orwelliana dal punto di vista del controllo finanziario in sostanza, del controllo poliziesco persino, no? E tutte le cose di cui soffriamo oggi. C'è stato in mezzo banche. Quindi secondo me bisogna svincolarsi un pochino da quel modello, mi pare che molti siano d'accordo in Europa in questo momento, che stanno anche risultati di elezioni la domenica scorsa. E quindi a questo punto chiedo altre opinioni su modelli alternativi, poi potreste anche trovare che l'idea va benissimo come va e che dobbiamo stare dentro, insomma. Davanti, scusami. Allora, chiami Mauro, il preambolo per questa abbastanza è una modernità di un'apertura è importante, nel senso che trasmettere l'eredità degli atti significa il rispetto delle origini, delle radici, eccetera. Quando si parla di rispetto della terra significa la tutela dell'ambiente, parliamo di territorio di terra, allora questa carta costituzionale dovrebbe, se poi viene mantenuta, significa andare a commerciare con quei paesi che per un discorso di reciprocità usano questa metodologia, cioè difficilmente io irlandese dovrei conversare con i cinesi che stanno distruggendo una parte della terra. Diciamo che questa è una carta nuova, 2.0 appunto, nel senso che la partecipazione standard tra la gente eccetera, non conosco, vedo per la prima volta il preambolo e trovo meraviglioso. Devo dire che l'altro modello a cui io pensavo era la Svizzera, ma sono abbastanza analoghe perché hanno disintermediato in sostanza la democrazia, cioè non passa più attraverso degli eletti che tengono il potere per 5, 4, 5 anni e fanno pure il diavolo che vogliono, ma c'è il controllo popolare con il liste del referendum, qua la consultazione e oggi a differenza del 45, del 48, abbiamo la possibilità di farlo perché internet è quel grandissimo veicolo che si è dimostrato come riuscito e quindi decisamente poi io credo che i trattati commerciali si fanno tra paesi quando c'è interesse commerciale, quindi secondo me è l'ultimo dei problemi quello. Ottimo. Quindi registriamo un altro più in favore della nostra piccola repubblica entrata nel mare Artico dell'Islanda. Ricordo che il libro bianco è stato disegnato ispirandosi molto, non lo diciamo spesso, ma in realtà fra i disegnatori di questo progetto sono persone molto vicine anche a quel modello, quindi abbiamo pensato un pochino a tutto, perché l'idea della democrazia diretta è quella che ci interessa di più e che può veramente cambiare le cose in Veneto. Gedeone Nenzi, un noto esperto immobiliare della casa, direttore del capitolo sulla casa, facciamo anche un capitolo dedicato completamente a quel settore. Per un attimo perché momento.
No, io stavo facendo la riflessione, d'accordo, indipendenti, Irlanda, Svizzera, sì. Però stavo pensando, noi eravamo in Italia, noi abbiamo votato per l'Europa, perché avevamo tante intenzioni, adesso io mi sento, non so voi, che guardo più con simpatia a tutti dalla parte. Domani, non lo so. Quindi quando noi vediamo dei modelli così, mi sembra che immaginiamo delle cose che poi diventano state. Invece preferirei ovviamente rimanere indipendente con il nostro governo, ma con una visione di avere una diplomazia molto forte che possa di volta in volta proprio un po' sul discorso delle convenienze, perché io mi pare che possiamo scegliere secondo convenienza, e anche pensando che non avevamo poi noi dei confini precisi, perché dicevano sempre di essere attenti, quindi per rimanere così mobili, secondo me, più mobili possibile. Poi abbiamo ampliato, abbiamo veneti, spazi per il mondo, potremmo combinare delle cose forse anche un po' più fantasiose. Noi, come tu sai, Azione, non so se lo sanno tutti, stiamo sviluppando una rete diplomatica internazionale, non so se lo sai, che per il sito. E adesso stiamo studiando i protocolli diplomatici del Dipartimento degli Esteri degli Stati Uniti d'America, perché ci sono sembrati più moderni, più aggiornati, spesso sono cose di etichetta, ma però sono anche principi abbastanza belli che poi paradossalmente sono quelli più rossi che si avevano alimentato dallo spirito del governo del servizio. Tutti sapete, mandarono questi esperti da Washington, i padri fondatori proprio degli Stati Uniti, anche Benjamin Franklin, Washington, Jefferson proprio a Venezia, studiarono come funzionava il nostro, adesso noi andiamo a riprendersi un po' i nostri principi da quelli che li hanno applicati, diventando uno dei paesi più democratici del mondo. Quindi noi stiamo studiando adesso un po' tutti questi protocolli diplomatici, che anticipo che comunque la nostra linea di politica estera, per come la stiamo gettando adesso, rimane in continuità con quella dei nostri antenati, cioè una linea di tendenza sempre neutrale, parlare sempre con tutti, essere più possibile amici con tutti, perché noi siamo sempre stati un popolo di mercanti, di commercianti, quindi a noi interessa soprattutto lo sviluppo della prosperità commerciale e culturale, importantissima, perché Venezia combinava molto spesso queste due cose. Non ci interessa fare la guerra alla gente, non ci è mai interessati invadere i territori, se non che proprio in casi estremi, insomma, di estrema necessità di difesa. Raramente Venezia ha attaccato altri, aggredito altre nazioni per motivi di espansione, non interessava il mare, quindi insomma una cosa abbastanza diversa, come tutti riconosceranno. Quindi più o meno stiamo continuando insomma quella tradizione, e quindi questi modelli ci servono adesso anche per discutere, perché noi arriveremo a un punto in cui dovremo far capire a Bruxelles e ai partner importanti dell'Unione Europea, sicuramente della Germania, che forse conviene di più avere un Veneto indipendente in Europa che produce 140 miliardi di euro di PIL all'anno, più della Romania che produce 136, più dell'Ungheria che produce 106, più della Croazia, della Slovacchia, dell'Estonia, che insieme producono 96, va bene? Con province che probabilmente esportano tanto quanto il Portogallo e la Grecia insieme, che non avere un'Italia unita a tutti i costi, in bancarotta, che trascina tutta l'Europa nel punto dell'Europa, perché ha il 40% di debito di tutta l'Europa. Quindi se noi siamo in una posizione forte economica già da adesso, lo siamo ancora, tutto sommato, possiamo negoziare la nostra libertà in cambio della stabilità dell'Europa stessa. Quindi quello sarà il giochino diplomatico che noi adesso molto attentamente stiamo elaborando con i nostri analisti e consulenti per arrivare a poi contattare i vari governi quando avremo tutto bene la certificazione di voti, ma anche lo sviluppo di questa rete commerciale della Repubblica Veneta, per questo documento condiviso da tutti.
mi sembra che non è ancora detto. Questa potrebbe essere un'offerta che non facciamo. Sì, un'offerta. Noi potremmo anche essere in grado di pagare una parte del debito pubblico, a patto che prima di tutto firma subito il riconoscimento di indipendenza e dopo neanche ci impegniamo, ovviamente, insomma, e dopo rivesteremo. Si può diventare cambiare tutto, insomma. Ci sono altre opinioni? Da questo punto di vista qui, secondo me, però, non è detto che sia l'Europa l'unico in cui si sa contrattare un unico riconoscimento della nostra indipendenza. Perché a me, io sono abbastanza d'accordo con tutto quello che è stato detto stasera, però partiamo sempre dal presupposto che l'indipendenza ci sia già. Secondo me nel gioco di alleanze che il Veneto dovrà fare, invece una variabile importante sarà quella che possiamo, attraverso le proprie convenienze, di offerte, tutto quello che contrattare, diciamo il fatto che c'è anche non solo questi prima, secondo me l'obiettivo numero uno deve essere operativo. Il motivo di sapere che esiste un'offerta di diversi modelli, no? Perché abbiamo parlato questa sera, che quindi non esiste, non c'è assolutamente quello che ci hanno scritto assolutamente la ricetta dell'Unione Europea, va bene, ce ne sono anche altri modelli, abbiamo parlato questa sera, probabilmente alcuni lo sperano già. E proprio quello che li senti, se vuoi che mi altri, stiamo voi altri, no, perché guarda che c'è altri possibili partner in giro per il mondo, in un mondo globalizzato dove non dobbiamo essere attaccati di frontiera. Il Kazakistan non è attaccato di frontiera, però la geoeconomia mondiale si sta spostando decisamente verso quelle aree, come ci ha insegnato Alessio sul video questa sera, e poi ci sono altri modelli. Se Putin ci garantisce che ci dà la forza per sì, esatto. E noi, di solito quando tu vai a un negoziato diplomatico, vai già con quelle due armi diplomatiche praticamente, e uno è il confronto diretto, diciamo così, sui pro e contro dell'offerta del tuo, come si dice, interlocutore, ma poi hai anche di riserva le altre opzioni, no? E quindi starà un po' a noi giocare bene in questo ruolo diplomatico. Io sono sempre più convinto che la nostra autodeterminazione sarà riconosciuta per primo all'estero, che non certamente qui. Per questo io sono contro al corso istituzionali, politiche, elezioni, eccetera, perché secondo me sono tutti perdi di tempo. Roma non può concedere l'autodeterminazione semplicemente perché chi è troppo convenzionato dall'Europa e non può, appunto, basta, è inutile sbattere la testa contro il muro, non prendersi da sola, affidandoci a possibili partner esteri. Ci sono voci di corridoio di governi che potrebbero essere pronti a riconoscere di più. Non mi scompongo questa sera perché ricordatevi che sono sempre il vostro diplomatico. Ci sono altre. Lo scriveremo bilingue, italiano, e dopo avremo un eccezionale direttore del capitolo della lingua e coesione sociale che è Franco. Ma dobbiamo farlo capire che gli italiani dovremmo fare l'inglese sicuramente. Noi facciamo domanda. Sì. Una domanda. Se invece del Putin che fosse il dittatore nordcoreano, non andrebbe lo stesso. Registrano opinioni in favore della Nord Corea. Insomma, Putin non è che sia un filantropo tanto. Ricordatevi che qui c'è proprio il massimo della democrazia del momento, premiati nella nostra Costituzione, che avremo dei principi molto sacri che sanciscono chi più umani. Siamo indipendenti, siamo stato l'Europa adesso. Ma io sono convinto che sarete dei governi tipo quelli del Nord Corea che sarete contentissimi di usarne più come a livello mediatico, per dire guarda che neanche dobbiamo usare alleati dentro l'Europa adesso. Sì. Mi non tanto, secondo la verità, però che se
opinioni là dietro comunque registriamo anche questa opinione dall'avvocato Andrea Arman, che è il responsabile del team della conciliazione. Noi abbiamo copiato questo anche per l'Unione Europea, abbiamo anche il nostro team della conciliazione. Andrea? Sì, mi fa l'intervento in Veneto perché penso che sia la lingua più propria fra veneti, che cerca, se mi sentite perché ho la voce un po' bassa purtroppo, se mi sentite, che cerca una soluzione ai propri grandi problemi. E oramai la posizione della facoltà ad avere questa forma linguistica che lei è un po' ibrida, un po' macabra, ma dopo pian pianino franche e ritorna verso un'espressione più originale. Mi sembra che la serata sia stata estremamente interessante sul piano informativo, ma anche per l'apertura che l'ha data, perché prima la signora l'ha aperto subito il dibattito individuando la grande portata di libertà che nel modello di questo paese che vive tra i flutti. Ma non arrivò da calare la situazione nella realtà. Il Veneto è all'interno dell'Europa, è all'interno di un sistema economico particolare e aspirare ad una propria libertà è sicuramente legittimo, anche a me se dovesse in linea ideale ed assoluta dire quale tra le varie opzioni presentate questa sera. La metà migliore optaria per quella islandese. Però poi nella realtà, trovandosi anche in quest'angolo d'Europa, mi sembra un po' difficile riuscire a svincolarsi in tempi stretti da tutta una serie di legami, anche economici, con i partner commerciali che all'Europa appartiene. Quindi se deve essere o se può essere documentata un'opinione, la mia opinione è quella di rimanere all'interno del contesto economico europeo e all'interno del contesto economico politico europeo, perché questo dà continuità e stabilità. L'opzione successiva è soltanto un'opzione alternativa nel caso in cui all'interno dell'Europa non si riesce a trovare degli interlocutori attenti alla nostra posizione. Ricordiamo che ci sarà un dibattito territoriale ad hoc sui nostri partner commerciali, diciamo così, più importanti, che ricordo tutti sono sicuramente l'Austria, la Baviera, la Slovenia, la Svizzera, in parte anche la Croazia, e poi c'è la Francia, la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. Okay? Ma ho fatto questo discorso non tanto perché viene documentata questa mia opinione, perché già l'ha espressa, ma per dire che il passaggio fondamentale per quello che noi anche vorremmo essere il nostro percorso di indipendenza è per raggiungere un livello di credibilità, perché soltanto attraverso la credibilità si può trovare quegli interlocutori che fanno affidamento su degli interlocutori a loro volta che sia credibili e chi si porta ad un tavolo per della trattativa. Noi in questo momento, se formalmente indipendenti, sostanzialmente siamo in un limbo ancora abbastanza vago, abbastanza liquido. Il lavoro che dobbiamo fare in questi giorni è un grande lavoro di serietà, di impegno, e impegno anche economico, come ha sottolineato prima Giovanni, per dare credibilità a questa Repubblica Veneta, perché prima lo facciamo, prima riusciamo ad arrivare a quei tavoli nei quali si può parlare del nostro futuro. E si arriverà in tempi abbastanza stretti grazie al lavoro del Libro Bianco, perché una serata come questa è una serata rivoluzionaria nel contesto veneto, dove si è sempre fatto dibattito rivendicativo. Adesso si deve fare un'analisi della nostra situazione e quindi è un momento fondante dal quale può partire una nuova prospettiva e una nuova credibilità della Repubblica Veneta. Soltanto questo volevo dire. Grazie Andrea per queste bellissime parole che indicano anche la lavoro difficile che questi bravissimi ragazzi fanno nella nostra squadra. Vi ricordo che noi siamo 26 direttori di capitolo, ci teniamo in contatto via Skype ogni mercoledì sera per i feedbacks e gli aggiornamenti e
pianificazione dei futuri programmi. Poi ogni direttore si tiene in contatto 2 volte a settimana con i membri della sua squadra e poi ci teniamo in contatto fra coordinatori e un successivo livello di comunicazione. Supponiamo che il prototipo stia funzionando, vorremmo il nostro target arrivare almeno a 30-40 dibattiti, così al mese, che allora la gente comincia a parlarne, comincia a capire che Repubblica Veneta significa democrazia diretta, magari filtrato da consulenti e da associazioni, diciamo così, esperte, ma comunque alla fine la voce è dei cittadini. Questo non è mai stato fatto dai cittadini. Infatti non siamo abituati, non è venuto male sapere che c'è gente che ancora è andata a votare, delle persone che non hanno mai chiesto niente e tu che non sai niente di loro li vai a votare. Come fai a votare una persona che non ti ha mai risposto? Ma chi ti Guardate, Lisa, situazioni di questo genere sono abbastanza comuni invece in agricolture. L'Islanda è nata così, con una riunione come questa, su una roccia che si chiamava Alting nel 960, dove si doveva stabilire se lasciare il paganesimo e approvare il cristianesimo, alla fine vinse il cristianesimo. E c'erano proprio tutti i vari capitani della circondantina dei territori irlandesi, non avevano re, quindi era così il senso della democrazia politico, come noi lo conosciamo. Ma non è così lontano dal modello veneto, anche il nostro Lego. Ricordate le corporazioni, le scuole d'arte, dove quando c'era un problema si discuteva un po' con tutti, indipendentemente dal fatto che fosse meglio. Quindi è anche Veneto questo. Basta pensare alle antiche accademie. Sì, esatto. Quindi le antiche accademie, ti parlo proprio di Venezia, le prime accademie anche artistiche, ok, che la maggior parte, quindi musica, pittura, i grandi personaggi sono veneti, perché c'era un'accademia dietro, che ti dava la possibilità di chiedere e rispondere. Per quello si sono riusciti a incatenarsi. Grazie Lisa. Ci sono altre opinioni? Stefano. Abbiamo analizzato vari scenari, abbiamo calcolato l'Eurostat. E come... No, sì, però ricollegando un po' al discorso di Armand, che anch'io, come voi, se suppone una scelta è molto razionale, però come arma di tenere aperta quella porta lì, perché secondo me, come hanno indicato per l'Europa, noi saremo una punta di diamante ma anche una bella spina nel fianco, diciamo un Veneto molto vicino all'Alleanza Euroasiatica. Lo Slovacchio secondo me è quello. Ricordatevi dello spirito diplomatico dei nostri antenati. La nostra diplomazia è stata una delle migliori del mondo, addirittura era una lingua franca. La diplomazia internazionale, gli ambasciatori della Serenissima era sempre più informati a Londra ancora nel 1600, la prima pagina dell'Oxford Expo, British History dimensiona i nostri ambasciatori. Abbiamo sempre avuto un tipo di diplomazia che mi ha insegnato che le alleanze le va fatte tenendo conto di tutto il contesto, no? Quindi anche se gli altri saremo alleati con oltre con l'impero, oltre con la Francia, eccetera, però parlaremo lo stesso con tutto, okay? Perché bisognava tenere porte aperte e viceversa, anche se noi saremo alleati col turco, però lo stesso parlaremo col Papa, perché saremo alleati. L'importante nella nostra diplomazia è stata abbastanza equidistante, no? Quando ti dici potremmo anche allearsi con la Russia, sì, ma bisogna tenere conto delle conseguenze diplomatiche, forse anche belliche, che potrebbe avere un'alleanza del genere, perché sconvolgerebbe un po' tutte le tensioni e gli equilibri. Perché la Russia sarebbe solo contenta, suppongo, di avere un'area che produce 140 miliardi di euro all'anno nel cuore dell'Europa, in un punto così strategico,
che se qua in mezzo 2 o 3 basi russe potremmo trovare tutta l'Europa. Alessio, questa prospettiva qua di Unione Asiatica da vedere sul lungo termine, da vedere adesso. Negli anni 60 in Europa guarda fare una rottetta in genere. Sì, ma non è se non diventassero i precedenti, doveva aspettare 10 anni per valutare se entrare in questo No, è importante questo esempio di Cuba, perché effettivamente quello che sta succedendo adesso, lo dico tecnicamente, noi siamo rientrati in sostanza in una guerra. Bene? Non è più una guerra fredda di missili nucleari che sono ancora comunque, ma diciamo così dal punto di vista militare, però è più dal punto di vista economico, però adesso c'è una notevole tendenza di nuovo fra i 2 blocchi. Quindi c'è questa possibilità, probabilmente qualcuno nell'intelligence russa, negli agenti dei servizi segreti russi e negli uffici di logistica e di strategia militare russa può anche averlo pensato, che Veneto può anche diventare una Cuba del XXI secolo in caso che la tensione sfociasse oltre una certa soglia. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti, specialmente noi che lavoriamo come Repubblica Veneta, che abbiamo un corpo internazionale, diplomatico, adesso sono studentizzato questo quanto, dobbiamo stare attenti un po' alle posizioni che tu hai imparato, io dico tutti, Alessio può confermare che non denoto posizioni personali ufficiali prima che si sta a concordare con la nostra rappresentanza, i nostri delegati transitori, c'era degli inizi e che si sta eletti dal popolo in sostanza. Massimo la Repubblica, è la forma, il vettore che porta al consolidamento della Repubblica. Ma massimo la Repubblica adesso parla sempre in questo modo, Repubblica. Altre opinioni? La mia domanda, la Catalogna, cioè ha lo stesso problema nostro, si trova in Europa e ha l'euro, cioè la Scozia non ha l'euro per la sterlina. Qualcuno sa come si sta muovendo la Catalogna in questo La Catalogna è una situazione un po' simile alla nostra, tranne questo articolo, in caso sull'indipendenza parlavano di queste robe qua. E le 2 costituzioni, quella madrilena, quella spagnola e quella italiana, hanno molti punti comuni perché tendono ad essere abbastanza centraliste. La differenza è che la Catalogna comunque ha avuto un'autonomia molto più avanzata rispetto alla nostra, perché noi abbiamo cominciato a parlare di legacy storico-culturale con l'articolo 2, adesso non mi ricordo, lo statuto regionale del 2012, mentre che voi chiaramente siete bilingui da 30-40 anni e sono solo quando si è morto Franco, si è subito in sostanza. Quindi se un periodo di 40 anni da un punto di vista di autonomia di tipo storico-linguistico, lo stesso dal punto di vista economico, avevo un sacco di favori praticamente al governo di Madrid, dell'Ayuntamiento di Barcellona per dal punto di vista fiscale, eccetera. Siamo molto imperniati in confronto a quel modello, però tutti e 2 condizionati da 2 governi, chi centralisti e chi condizionati da Bruxelles. Quindi anche lì, stesso discorso, non potrà mai dare l'indipendenza sulla carta, bisogna che sia tocca. Solamente che Orega una coscienza anche indipendentista molto più forte. Noi cominciamo solo adesso ad avere quello che è successo a Marzo, insomma. Perché io per il discorso cosa penso di fare dopo? Cosa penso di fare? Come sono in Europa? Non conosco la realtà catalana così bene. Avremo un ambasciatore a Barcellona, avremo adesso anche un consulente diplomatico della zona, quindi che farò queste domande qua. Che dirò che l'esempio già di interesse da parte di Venezia è la cosa che vuole fare la Catalogna in futuro, anche perché niente nega che potessimo anche fare delle alleanze fra questi paesi nuovi
emergenti, autodeterminati, tipo, che stranamente siamo un po' più avanzati dal punto di vista economico in Europa, tipo il Veneto, 140 miliardi di euro all'anno, una delle economie più avanzate, anche ci sono settori tecnologici, anche sanità, per esempio, anche molto avanzati, la Catalogna, lo stesso, i Baschi, che hanno il 3% del reddito superiore del cittadino rispetto al cittadino medio spagnolo, i fiamminghi, giustamente gli scozzesi che hanno il 125-130 miliardi di sterline all'anno, qui si sono trovati 30-40 miliardi di ricavo dal petrolio, quindi si va verso i 2 miliardi di euro all'anno, che significa che se non è un Stato piccolo, sono la scorsa miliardi, 5 milioni, mi sembra abbastanza simile. Potessimo anche allearsi con l'Emigrato, potessimo allearsi con la Guerra, potessimo allearsi con gli occidentali. Bisogna vedere la questione dell'autodeterminazione come un'opportunità per l'Europa del futuro, che invece di essere irrisidita e come si dice, stoffegata da tutti questi vincoli burocratici, eccetera, che avevamo anche preso oggi, nonostante volesse liberalizzare, la capire la possibilità adesso di fare un'Europa dei popoli, di rivedere certi confini, diciamo così, certi politici, ma di alzare molto più respiro dal punto di vista socio-economico a questi popoli. Quindi anche bisogna che mettiamo sul tavolo non come una minaccia o una restrizione a Bruxelles, ma al contrario come un'opportunità per fare più ricchezza, più possibilità di alzare il livello di città, come era nel criterio originale di Maastricht. Proprio 3 secondi. Allora, sono andato anche a cercare perché ero curioso su questo argomento. Allora, a quanto mi risulta, e ho cercato abbastanza, non c'è nessun paragrafo, comunque nessuna norma dei trattati che neghi l'ammissione automatica di uno Stato nuovo nato dalla secessione di uno Stato membro. Barroso e compagni si sono espressi in modo assolutamente contrario negli ultimi tempi, ma non hanno nessun fondamento legale, è solo una questione politica per il momento. Barroso è andato o sta andando a casa, tra virgolette, quindi bisognerà vedere la nuova commissione che orientamento ha. Potrebbe essere anche più favorevole. Tutto qua. Altre opinioni, altre domande? Abbiamo esaminato un po' tutti i modelli. Il modello emergente mi pare che sia quello dell'Islanda, seguito dall'Europa Unita in sostanza. Non parlare di altri modelli, però sta sempre la Svizzera. Ci sono altri suggerimenti? Cristian, niente, questa è la mia opinione. L'opinione sarebbe quella magari di farsi un suo economicamente, poi in secondo tempo, poi magari chiudere in modo evento se assolutamente, e parlavo proprio tornando in aereo martedì sera, ho incontrato, era seduto vicino a me, io stavo leggendo il trattato di Maastricht, siamo partiti a Londra, e vicino a me c'era, non sapevo neanche, un personaggio che stava facendo un articolo sull'economia, sul futuro praticamente dell'umanità, che parlava delle teorie di Malthus, eccetera, la famosa teoria per cui stavo lavorando tutti mangiarci l'uno con l'altro, che è una situazione democratica, cosa che non sta succedendo. E ora, siccome Giordano Giallo vedo che legge un articolo abbastanza interessante, qua mi parla con un leggero accento francese, il francese purtroppo un po' allucinamento, quindi ho continuato a parlare inglese. Mi fa anche lei interessante perché stiamo lavorando sul progetto, però è un po' così, è molto interessante. Fa.
Allora, studente, questo è il professor Germain Desmedeaux, che è un emeritus professor, professore emerito dell'Università di Ginevra, e ha insegnato per quasi tutta la sua vita apparentemente alla London School of Economics, la migliore università di Milano. E ora sta parlando dove fa... però magari sta roba qua si deve fare. Il bello. Sì, come mi avete in inglese, io tradurlo. E mi fa... E ora ho detto, perché non viene a parlare a uno dei nostri dibattiti di telegrafico? Bene, allora viene a parlare di climatologia con quel capitolo sull'ambiente, l'energia permanente all'inizio di settembre. Questo per fare vedere, insomma, e ora parliamo un po' di referendum, perché vedo che la nostra gente che ha avuto molta idea di referendum che firmano online, no? E che fate sapere la roba, e per questione di marzo. In Svizzera ormai decide quasi tutto per referendum, anche su cose che erano nella via di minore importanza, è una roba normale. E se un interessante articolo, me che si è passato proprio Bernardini, l'altro giorno l'ho messo su Facebook, che riguardava un libro scritto da un certo Georges Leduc, credo, sulla democrazia diretta e il referendum nell'era globalizzata, per dimostrare che la democrazia diretta, l'uso del referendum, eccetera, dare alla gente la possibilità di decidere da soli del proprio destino, aumenta la fiducia nei politici del 20%. Sì. E questi sono più o meno i dati che vengono registrati anche in Scozia con la conversazione nazionale. Le cose di questo tipo sono importantissime perché sono gli embrioni di una futura democrazia in cui l'arma referendaria sarà, dovrebbe essere la norma in sostanza, per essere al passo con i paesi più civili e democratici di questo mondo. Adesso sono contentissimo di vedere che nonostante 3 ore di dibattito siete ancora più o meno quasi tutti qua, ancora con un discreto livello di attenzione, incredibile, non si registra spesso ai dibattiti. Noto che avete espresso delle opinioni molto interessanti che adesso noi registriamo. Queste opinioni verranno tradotte in domande, va bene? Quindi ci saranno delle domande nella consultazione online che diranno che tipo di modello di reazioni estere vorreste pubblicamente al mondo, e allora intanto facciamo l'opera di informazione poi con un paio di linee e cercheremo di sintetizzare i vari modelli. Poi il cittadino veneto risponderà bene che avere più come Svizzera, avere più come Stato, avere più come Turchia, eccetera, eccetera, o l'Unione Europea. Rifaremo sicuramente un referendum sull'Unione Europea, bene, e anche sull'euro e probabilmente anche sulla NATO. Ci sarà un dibattito territoriale sulla NATO, credo all'inizio di luglio, organizzato dal tenente Iacuzzi, che è il direttore del capitolo di sicurezza. Abbiamo diversi militari, sapete, che ci stanno aiutando, e non vi dico certe cose perché rimarreste scioccati, ma c'è un sacco di gente nelle forze armate che sta passando per vi annuncio adesso una bella notizia. Allora, avremo collezionato 311,20 euro. Questo ci copre già un dibattito territoriale in una sala di standard prestigio come l'Hotel Amadeus di Venezia il sabato pomeriggio alle 3. Quindi il workshop aperto al pubblico e a tutti i media di sabato è già stato pagato. Bene? Se ce la fate, vorrei riuscire magari a fare un piccolo sforzo, se riusciamo a raggiungere 330-340 per arrivare a 2 dibattiti territoriali, perché ci sarà gente, insomma, si vede sempre del mercato. Vedo inglese, cioè penso così non si può, no? Come che si fa a fare fa? E allora per stimolarvi a metterci quei 20-30 euro più di una carolina nella vita, specialmente perché siete insegnando a tante persone,
Metto all'asta il modello più votato di stasera, anzi no, quello meno votato, e parto da una base di 5 euro per l'Unione Europea. Chi offre di più? 5 euro? 20 euro aggiudicato dal saldo dell'Unione Europea. E concludo con l'ultima base di asta per la Repubblica d'Islanda, partenza da 10 euro, ce l'abbiamo fatta, forza, direi fuori. Chi offre di più? 10 euro? 10 euro, dai, 10 euro, neanche una pizza, neanche dobire, dopo una fase, dai. Qualcuno divide con me, io metto 5 alla metà. 5 euro? Altri 5 euro per un signore qua, eccolo là, sapevo che sei sempre un patriota generoso. Grazie. Quella basta, aggiudicato. Basta, qui siamo anche generosi. Abbiamo raggiunto i 350 euro praticamente. Questo significa che abbiamo Venezia pagata e abbiamo anche il dibattito prossimo del capitolo esteri, una bellissima squadra di giovani, sul GECT. Il GECT è un progetto di gruppo in area economico, comunità territoriale, una roba del genere, che si occupa dello sviluppo economico, dell'educazione e della cultura delle zone del nord-est, diciamo così. Allora c'è la Repubblica Veneta, c'è il Trentino Adige, che poi è il discorso d'Italia, dopo che c'è Friuli, Venezia e Giulia, che poi è il discorso d'Italia, dopo che c'è la Slovenia, che c'è l'Austria, che c'è la Istria Dalmazia, va bene, che devo guardarmi con molto interesse, e si tratta di raccogliere fondi in sostanza per il mantenimento di una certa unità proprio di questo tipo di cultura. Sarà poi anche la vecchia cultura europea, che non si ricorda dal punto di vista storico. Parleremo del GECT, dove adesso il calendario dei dibattiti territoriali è fenomenale e vi metteremo, bisogna che ci organizziamo meglio dal punto di vista pubblicitario, un po' tutto molto in fretta, come pare stiamo avendo lo stesso stasera, nonostante abbiamo fatto solo 2 giorni di università. E ricordo quindi tutti a Venezia sabato all'hotel Amadeus. Ogni direttore di capitolo che ha su cassa, quindi ogni dibattito territoriale, c'è responsabilità del direttore del capitolo per fare esattamente come abbiamo fatto stasera, quindi questo che dico a dire solo manco sufficientemente sgay per fare il prossimo dibattito territoriale in Primavera Sala. Allora, non sa anche questo, sono anche stata lasciata gratis, quindi ringraziamo anche a Enrico Iocchi. Quindi ricordo ai direttori di capitolo che sono qui questa sera di fermarsi, ma proprio 5 minuti perché siamo stanchi, dobbiamo decidere l'agenda dei prossimi workshop sul fundraising e sulle nostre immagini, sul fino a 16, non c'è tempo. E per tutti gli altri, grazie di essere venuti e buonanotte da parte della Repubblica. Qui ci metto via, tanto finché io spengo, io non ci metto via. Allora la telecamera, metti via il computer. C'è la bilancia io telecamera. Posso staccare le cuffie, i cavi?